tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Storie ferme sulle panchine, in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, da sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è grande come vorrei. Storie come amici perduti che cambiano strada se li saluti. Storie che non fanno rumore, come una stanza chiusa a chiave. Storie che non hanno futuro, come un piccolo punto su un grande muro dove scriverci un rigo a una donna che non c'è più. Un giorno in più che se ne va, un uomo stanco che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, senza trionfi e grossi guai. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è bello come vorrei. Storie come anelli di fumo in un posto lontano, senza nessuno, solo una notte che non finisce mai. Un giorno in più che se ne va, dimenticato tra i rumori di città, per tutti quelli così come noi. Niente è cambiato, niente cambierà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è forte come vorrei. Buongiorno, buongiorno, questa canzone è attualissima, poveri noi purtroppo, poveri noi, chissà cosa sarà, ma noi ci speriamo sempre, ci speriamo perché c'è anche un mondo che lotta, specialmente i giovani, ma io vorrei parlare anche delle fragilità, che sono i diversamente giovani, che sono i bambini, che sono i fragili. Pensate che ieri mi ha chiamato una mamma da Bassano dicendomi che suo figlio è stato allontanato perché ha dei problemi, perché qualche mamma ha detto non voglio che mio figlio giochi con quel ragazzo là. Allora, si parla di inclusione o si parla ancora veramente di divisione, di razzismo, di poca sensibilità? Questa mamma era disperata, mio figlio è bello, ha sempre fatto Mirella di tutto e di più, eppure succede ancora questo, ecco, come avessero la peste. E allora siamo nel 2023, io devo raccontare ancora queste cose, questa mamma purtroppo ha paura, è sfinita, non vuole denunciare questa cosa perché noi viviamo con la paura, c'è niente da fare. E mi non vo combatta, perché abbiamo paura di parlare. Questo è il problema nostro che abbiamo e intanto qualcuno lo sa
e ci marcia su. Ne parleremo questa mattina. Abbiamo in presenza Vigilio Biscaro, segretario generale SPI CGIL Treviso, che è il sindacato pensionati italiani, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, perciò un pezzo da 90, lo conosco da una vita, finalmente ho ospite. E poi abbiamo da Sarmede il sindaco Larry Pizzol. Buongiorno sindaco. Buongiorno carissima e buongiorno a tutti i suoi telespettatori e all'ospite in studio. Maria Vergine, sindaco che nero, casessi, così a Sarmede, meglio che devi un fiato di luce, per carità, se non mi fa un funerale, sindaco. Bisogna accendere qualcosa qua. Di illuminazione interna. Mamma mia, che buio, buio, buio. E sì, che Sarmede è tutto un colore, è proprio il paese dei colori. Comunque va bene, inizierei proprio con Vigilio Biscaro. Allora, segretario, cosa ci racconta di questi diversamente giovani che hanno lavorato tanto, con pochi mezzi, tutti curvi quasi, senza denti? Le pensioni che hanno sono no da fame di più, tanto è vero che chiamano disperati, tutto aumenta. Cosa sta succedendo a queste fragilità? Prego, segretario. Sta succedendo una cosa molto semplice, che mancando una riforma vera sulla previdenza e qualsiasi governo che finora io ho visto su questo non ha legiferato come noi e come i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno lavorato magari come precoci a 14-15 anni, sono in difficoltà per uscire dalla vita lavorativa attiva e andare in pensione. Non parliamo poi delle fragilità, cioè di quelle persone che non sono in grado di lavorare completamente perché hanno dei problemi e questi sono lì in un angolo. Dobbiamo solo ringraziare le associazioni che danno supporto e danno un aiuto a questi. Però dovrebbe essere una norma nazionale che dice questo è lo status degli aiuti che i governi, diciamo che lo Stato dà. Ma andando, come posso dire, per sommi capi, noi credo siano 15 anni che parliamo, non torno più indietro, che parliamo di riforma previdenziale giusta. La politica però parla solo del processo giusto, ma un lavoratore e una lavoratrice, magari anche una mamma, dopo 40 anni di lavoro, può avere diritto di scegliere di andare in pensione oppure, se ce la fa, di stare là altri 2 anni, 1 anno, 3 anni? Secondo noi sì. E la piattaforma di CGIL e CISL lo dice da 15 anni. Il problema è che, nascondendosi dietro il fatto che non ci sono tutte le risorse sufficienti per fare questo, ecco, i governi fanno delle norme temporanee facendo uscire una fascia, facendo uscire un'altra, ma non dando una norma precisa. Noi chiediamo che, speriamo di farcela questa volta, non lo so, che dopo 41 anni io scelgo. Dopo 41 anni di lavoro. Che è una vita. Che è una vita. E cioè, anche a vedere che lavoro. Se i nostri figli vanno a scuola e terminano i loro studi universitari a 24-25 anni, non c'è problema di età anagrafica per uscire. Certo. Non c'è il fatto degli anni di lavoro. E allora, se tu parli di 41, metti insieme sia l'esigenza dell'età anagrafica, sia l'esigenza dei contributi lavorativi. Fermo un secondo, perché abbiamo Rino da Rovigo che finalmente ha preso la linea perché è disperato, dice ma ce l'hanno con me, non riesco a chiamare, eccolo qua, bravo Rino, ciao. Finalmente, ciao Milena. Adesso io, Madonna, dopo una vita, ascolta, io adesso ho sentito che c'è quella mamma poverina che ha ragione, cioè lei se ha un figlio così non è colpa sua e i ragazzi non si devono lamentare, cioè non lo devono scartare. Comunque questa cosa qua c'è sempre stata, però non è giusto. Allora, qua non bisogna dare la colpa ai ragazzi, è la colpa dei genitori
Perché se il genitore gli dice guarda quel bambino lì è fragile, bisogna aiutarlo, lo aiutano. Sono i genitori che insegnano ai figli di non fare a fare questi versi qua. A me mi è capitato 3 settimane fa a Rovigo e c'era un ragazzo lì che stava male, mi sono fermato, gli ho chiesto se aveva bisogno di soccorso, io ho fatto il primo soccorso e c'erano 2 ragazzi mi fa e hanno iniziato a offendere. Dico, ma scusami, se vedo questo ragazzo qua che sta male, mi fermo, gli chiedo soccorso perché uno ti deve offendere. Ma questa qua ho visto che anche a Rovigo ultimamente, da quando è venuta la pandemia, siamo stati chiusi, la gente mentalmente va via con la testa, non capisce più niente, la gente è diventata villana, è diventata, tu chiedi un piacere e non ti rispondono, tu vedi, come ti ho detto ancora, ho soccorso un cieco che ho portato in stazione a Rovigo, l'ho aiutato, sei uno dei pochi che mi aiuta. Cioè, io se vedo un qualcosa che posso aiutare, aiuto, ma se io ho bisogno di qualcuno, come che mi è successo, proprio non ti guardano. Allora ti ripeto, sono i genitori che i figli gli insegnano, perché mia mamma mi ha sempre detto Rino, se puoi prendere lo prendi, altrimenti aspetti. Cioè i ragazzi di giorno d'oggi dicono mamma voglio quel telefono là, sono obbligati perché sono loro che li hanno abituati, altrimenti ti dicono mamma ti uccido, mamma ti faccio del male e mi vado a uccidere, vado qua, vado là, cioè non li tengo. Comunque sono i genitori che gli stanno insegnando. Là, sono contento di aver preso la linea e io di averti sentito. Grazie okay, Rino, grazie, salutiamo Rovigo numero 1 questa mattina. Allora Sindaco Pizzo cosa dice, ma soprattutto come commenta le parole del segretario Vigilio Biscaro, prego. No. Oltre che scuro, Sindaco, non vede neanche la voce stamattina. Voce, Sindaco, voce? No, non mi sentite? Adesso sì. Sentite? Ecco, no, stavo dicendo, partendo dal tema del bambino, che tutti noi dovremmo avere un'attenzione particolare rispetto a chi vive in fragilità. Il tutto, a mio giudizio, parte da una questione culturale di fondo e come diceva prima chi era al telefono, tutto parte dall'educazione che la famiglia dà. È chiaro che un bambino di tenera età sicuramente non fa distinzione tra lui o chi, tra virgolette, può essere diverso da lui, perché i bambini si inseriscono subito nel medesimo ambiente creando dei legami solidi indipendentemente dalla situazione nella quale uno si trova. Tutto dipende dall'educazione che i genitori e le famiglie danno a loro. E quindi io condivido il fatto che tutti insieme dobbiamo lavorare in comunità affinché queste situazioni nel XXI secolo non si verifichino più. È un lavoro congiunto che deve essere fatto tra istituzioni, mondo della scuola e famiglie, genitori in primis. Senta Sindaco, lei è su un paese bellissimo, io sono venuta anche a visitarlo. Come stanno i diversamente giovani a Sarmede con le pensioni? Allora, il problema pensionistico è un problema che interessa tutto il territorio nazionale. È chiaro che chi vive con 500-600 euro di pensione al mese ha una enorme difficoltà ad andare avanti e noi, tutte le amministrazioni locali, conoscendo bene i propri concittadini, sono vicini a tutti loro con le misure che chiaramente possono attuare. Io parto sempre dal principio che quando un amministratore si dà degli obiettivi, le risorse in bilancio può riuscire a trovarle facendo delle scelte ben precise. È chiaro che specialmente poi parlando di paesi come il mio che vanno fino alla pedemontana, quindi fino in zona collinare, l'attenzione deve essere ancora più forte perché dobbiamo riuscire oggi come oggi a garantire i servizi essenziali. Ricordo la lotta che grazie anche al sostegno di SPI ho fatto per il mantenimento dell'ufficio postale presso la frazione di Montaner,
Ma non è solo questo, noi dobbiamo garantire il trasporto pubblico locale, dobbiamo garantire un'assistenza rispetto a chi è solo e si trova in condizioni di difficoltà e fragilità. Quindi non parliamo solo di un aspetto meramente economico-finanziario, ma di quello che invece è la vita quotidiana della persona. Per dirle, le faccio un esempio, noi come Sarmede abbiamo vinto la linea B del bando borghi PNRR. Ebbene, in questa parte io ho devoluto proprio una quota di quel finanziamento al sociale, per farle un esempio, anche all'acquisto di un pulmino elettrico che poi oltretutto potrebbe dare avvio anche a un'impresa individuale, proprio per garantire il trasporto interno locale agli anziani, a chi è più in là con gli anni, come dici tu Mirella, e più in generale anche rispetto ai servizi che si trovano fuori dal comune, quindi chi deve andare a fare un esame, chi deve andare in ospedale, chi deve fare fisioterapie, perché sono già temi che oggi come oggi tutti i giorni affrontiamo e noi qui nel territorio dobbiamo dare risposte immediate ai problemi e ai bisogni. Dopodiché poi la finisco. fermo perché abbiamo Maria da Bovolenta, sindaco, se no cade la linea. Vai Maria. Sì. Ciao Mirella. Ciao. Buongiorno ai tuoi gratitissimi ospiti. Niente Mirella, ho sentito di quella signora, di quel bambino, poverina. E ora io devo dire che è una vergogna sì. che succeda queste qua. A insegnare i bambini piccoli a queste cose che sono proprio le famiglie che devono insegnare a stare a convivere o con uno di colore. E allora io ti dico una cosa Mirella. C'è qua nel parco dove quando vado ogni tanto giù a prendere un po' di aria e roba e c'è una signora che è qua vicino a me, ha sposato un bravo ragazzo che si chiama Samuel, è un bel ragazzo anche veramente, ha i lineamenti nostri e tutto, insomma niente. Vedessi che bambina educata che ha, si chiama Clarissa e il bambino è Chris. Quando mi vedono, guarda, è un pezzetto che non avevo giù perché ho la pressione bassa, Mirella. E così, insomma. E allora gli diceva a mio marito, Valerio, ma dov'è la Maria che non la vedo più? Non sta tanto bene, Clarissa. Ma dica che venga giù perché è sempre sul divano lì. Ma vedete che educata, che carina. Io voglio dire, Mirella, che dipende proprio, come ha detto il professore, io le ho insegnato nel mio piccolo di stare tutti assieme. Maurizio, mio figlio, aveva una bambina che era sposata con la signora. Era le cose, vedete che sono amiche anche adesso che è sposata e tutto, si vedono ogni tanto. Voglio dire che dipende tutto dalla famiglia, non c'è niente da fare. E questa è la situazione. L'ABO che cambia i genitori, fare l'orisita al cervello ai genitori. Basta, io sono così. Grazie Maria. Allora, questa è la testimonianza della sensibilità che hanno i veneti, perché io l'ho sempre detto. Sembra che abbiamo questa scorzatura, ma alla fine invece siamo molto sensibili, basta vedere le associazioni di volontariato che ci sono. Questa è la realtà, anche se qualcuno tende a nasconderla, fa vedere quando gli comoda. Invece è una realtà molto bella. Il problema è che dopo ci fermo sotto. Ecco, il primo colpo, pam, che parte, scampa tutti. Perché? Perché siamo così, non abbiamo una rivoluzione del sangue. Anche se penso, caro Biscaro, sentire che un onorevole senatore prende 95.000 euro netti, 95.000 euro per fare cose che magari non si presentano neppure in Parlamento, basta vedere, e qualcuno ha il coraggio di dire ma quei soldi non è che possono cambiare il mondo. Intanto dammi Indrio che dopo vedo sì, mi cambia il mondo, no. Intanto fammi vedere quanti sono e cosa posso fare con quei soldi e cosa posso aiutare. Però qui c'è il problema che non abbiamo la forza. E qua il sindacato deve intervenire e per fortuna siete uniti, perché non sempre siete stati uniti in temi veramente sociali molto importanti, che l'unione fa la forza e adesso la patata ce l'avete in mano voi, bisogna vedere cosa riuscirete a portare a casa una volta e speriamo che come sempre l'ultimo non si defili, perché ogni tanto capita anche a questo, all'ultimo momento qualcuno si defila e così non va bene. Prego Biscaro. Io non posso che essere d'accordo con te Mirella, perché è vero, noi adesso abbiamo l'onere
del confronto su varie materie, non solo queste pensionistiche, ma abbiamo l'onere di, come posso dire, far valere i diritti di queste persone e trasformarle poi in norma. Ma non è che abbiamo iniziato con il piede giusto il confronto con questo nuovo governo, perché al di là della dichiarazione di principi che sono validi e che noi assolutamente condividiamo, bisogna passare dalla teoria alla pratica. Allora, faccio un esempio. Se noi riuscissimo a fare quello che unitariamente facciamo in tutti i comuni della provincia di Treviso, nei 94 comuni, e mi ha dato il là il sindaco di Sarmede, su quegli accordi che facciamo in riferimento proprio alla fragilità. Sindaco, sicuramente lei si ricorderà quando, subito dopo la pandemia, cosa è successo negli incontri e nei confronti fra i pensionati CGIL e CISL-UIL e voi, dove tutte le associazioni, ma anche gli imprenditori, sono corsi in soccorso a una situazione che era veramente pesante. Ma quello che ci ha lasciato come esiti la pandemia lo stiamo vedendo adesso. Io potrei parlare un'ora della questione delle pensioni, eccetera, ma a me interessa dare anche qualche segnale rispetto agli interventi che ho sentito. È vero che ci sono degli aiuti, è vero che ci sono delle associazioni, ma io vorrei fare un ragionamento un po' più ampio. Chi sono gli artefici dell'educazione e della formazione dei nostri figli? Abbiamo parlato tanto della famiglia, ma dobbiamo riparlare e riandare dentro le discussioni sulla formazione scolastica. E io ne dico una, spero di non buttare là una bomba per niente. Dobbiamo rispettare i ruoli. Io mi ricordo che quando prendevo una nota, perché ero un ragazzino un po' vivace, va bene, quando prendevo una nota, i miei genitori non è che mi dicessero l'insegnante anche di scuola superiore ha torto e io difendo te. Intanto uno scappellotto, devi rispettare l'istituzione formativa, e dopo andavamo a discutere del contenuto. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che i genitori hanno un grande dovere rispetto al futuro dei figli, ma devono mettersi in testa che i figli fanno una comunità tra di loro, non sono figli della famiglia, sono delle persone che si stanno formando per diventare dei cittadini e come tali devono poter dire la loro sia negli argomenti scolastici ma anche negli argomenti sociali, perché non è vero che siamo cattivi di animo dentro, non è vero che siamo cattivi. Purtroppo se lasciamo stare la direzione, ecco, che dà la formazione scolastica assieme alla famiglia, e ci fermiamo a discutere dei social, dei telefonini eccetera, non diamo una mano a far sì che crescano dei cittadini coscienti dei loro doveri e anche dei loro diritti. Abbiamo Padova in linea, chi c'è in linea? Sì, ci sono, Mirella, buongiorno. Ciao Paolo, ciao caro. Buongiorno a tutti. No, io non sono molto d'accordo con il discorso che faceva il sindaco scaricando sulla famiglia la responsabilità. Io capisco che una famiglia ha una responsabilità di educazione e tutto il resto, però bisognerebbe dare le opportunità alle famiglie, perché se abbiamo una politica, come abbiamo visto, scandalosa, una scuola che fa acqua da tutte le parti, asili nidi a cercarli, e quindi le possibilità bisogna darle a chi deve poi educare, perché che risponde a mio figlio se per esempio l'ultima volta è successo al comune di Padova, va a fare un documento, si è trovato in difficoltà qualunque, una sciocchezza, l'ufficio poi l'ha rinviato dopo 3 mesi, presenta questo documento, comunque un pasticcio, e mi ha detto babbo, ma io devo rispettare delle regole. E poi ci vedono questi personaggi, scusate, ma adesso Berlusconi non c'è più, per l'amor di Dio.
Quindi, ma che esempio ha dato? Che morale ha dato? Io come genitore come interagisco con mio figlio? Come spiego questa schifezza? E poi mi si dice che io genitore sono responsabile. Io non posso chiudere mio figlio in una torre. Mio figlio scende, va in città, va a scuola, interagisce con i suoi amici. Questa è la società, questo è quello che noi abbiamo costruito, non quello che loro fanno. Allora credo che sia tutto sbagliato. Io voglio le mie responsabilità, ma voglio anche, se devo giustamente collaborare, un territorio che mi riesce a dare un servizio, mi riesce a dare un punto dove io posso dire guardate, mi trovo in difficoltà, che faccio? Allora, se noi vogliamo una società, dobbiamo prenderci tutti le proprie nostre responsabilità, tutti, non una famiglia. Perché un genitore che va a lavorare fino a mezzanotte la sera per sbarcare il lunario, cioè che educazione può dare al figlio? Allora la qualità di vita, abbiamo visto anche i bambini, le donne non ne fanno più. E io sono d'accordo, perché non si può dire poi su fatti tuoi, perché a questo punto qua io mi tiro indietro. Vabbè, se sono fatti miei, significa che io a questo punto qua non faccio figli. Poi voglio vedere il sindaco come fa a fare il sindaco se non c'è una società. Bisogna preparare una società per poter dare una mano, per poter dare una mano. Addirittura le scuole fanno ancora il problema con il buono pasto. Se non porti il buono pasto non lo faccio mangiare, il papà è così, il papà è così. Ha indagato il comune di questa persona? Se ha difficoltà, se fa il parassita? No, nessuno se ne frega. Poi è responsabile della famiglia. Paolo, Scusate la devo mia. chiudere perché sennò non ce la faccio a risponderti, perché devo andare anche in pubblicità. Allora sentiamo, grazie Paolo di aver chiamato. Sindaco, come commenta le riflessioni di Paolo da Padova? Beh, allora io parto da questo. Nell'intervento che ho fatto prima penso di essere stato abbastanza chiaro dicendo che il fatto accaduto a quel bambino è da condannare, ma nel contempo non ho scaricato tutto sulla famiglia. Ho parlato di un tema educativo e culturale che deve essere preso in carico da una squadra che deve essere composta dalle istituzioni, dalla scuola e dalla famiglia. È chiaro che il tutto, da un punto di vista educativo, l'input parte dalla famiglia, perché io potrei fare l'esempio opposto. Di fronte all'evidenza di comportamenti non corretti di bambini segnalati dagli insegnanti, dove poi troviamo i genitori che ancora difendono il figlio o la figlia, è chiaro che di fronte a comportamenti del genere uno ha difficoltà poi di far capire al bambino l'errore che ha commesso. Per questo prima parlavo di un lavoro unito e fatto insieme. E è chiaro che le istituzioni in primis devono garantire i servizi di base a tutti in modo equo e solidale. Le faccio l'esempio, il signore in collegamento parlava della mensa. Io come amministrazione in 9 anni, anche a chi era in difficoltà, non ho mai fatto mancare un pasto a scuola, mai, sobbarcandomi nel caso l'onere della spesa. Quindi diciamo non si può generalizzare in modo univoco su tutti e su tutto quello che magari sta accadendo in una piccola realtà. Il ragionamento che facevamo prima era un ragionamento di fondo generale e che quindi interessava quel caso specifico. Abbiamo Antonio da Padova, sindaco, perché tante telefonate, sapete che funziona così, siamo in diretta. Prego Antonio. Buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Buongiorno. Ah, guarda, io negli anni 60 mi ricordo che stavo a scuola, facevo le elementari chiaramente. Mi ricordo Mirella, al giovedì mangiavo la pasta, i maccheroni al ragù e i wuster e purè. Che bei ricordi, ma negli anni 60, Dio. Beh, bellissimi, bellissimi. Comunque la scuola ti aiutava qui i genitori magari erano anche a casa, i genitori, perché lavorava solo il papà perché la mamma era a casa. Perché il papà c'aveva una barca di skate, parlo degli anni 60-70,
le tasse erano inique, proprio erano a minimi storici le tasse, e vivevi bene. Logicamente c'era la miseria, perché negli anni 60 la guerra era magari 15 anni che era finita, però c'era più tranquillità, era una società che tutti quanti vivevano allo stesso livello, perché adesso si parlava di persone che hanno 60-90 mila euro al mese di pensione, che diciamo è una società di M maiuscolo. Brava, perché anche va bene che tu ti prendi 90 mila euro al mese, pensando che c'è la gente muore anche per darti schei a te, perché tu devi calcolare che per ciappare 90.000 euro al mese, sai quanta gente deve lavorare solo per te? Gente che ha da lavorare solo per te, che ti porta a casa 90.000 euro al mese, e dovresti vergognarti, Dio buono, invece che stare lì a vivere da nababbo, avere anche magari fare anche le prediche, magari anche fare le prediche ai nostri anziani, dire dovete avere 18 gradi. Antonio deve andare in pubblicità stamattina, non mi fate neanche fare la pubblicità, ma deve rispondere. Grazie Antonio, come sempre. Vigilio, poche parole ma dobbiamo dirle, Antonio. Assolutamente. Allora, gli anni 60 sono gli anni della ricostruzione, perciò lì c'era una effervescenza per la quale noi adesso possiamo dire di essere un paese che dal punto di vista economico è un paese molto importante a livello non solo europeo e nazionale. La questione è che nel momento in cui noi abbiamo avuto le riforme fiscali, ricordo quella di Visentin nel 72 e nel 73. Che era un trevigiano. Che era un brava. No, ricordiamo, allora, ho visto, no, ricordiamo. Allora, lì avevamo decine di aliquote, adesso ne abbiamo 5. Ecco, se noi ritorniamo indietro, dico ad Antonio, ecco, la tassazione arrivava fino al 72-74% per quella parte di retribuzione alta, no? Adesso invece non è più così. Secondo me, insomma, la questione si risolve attraverso, perché stiamo parlando anche della formazione. Lo diceva il sindaco e lo diceva anche Antonio. Io sottolineo un aspetto però. Se noi genitori, io ormai potrei dire non hanno fatto figli finora le mie figlie, però potrei dire di essere nonno, ma se noi genitori non partecipiamo, così come ha detto Pizzol di Sarmede, il sindaco di Sarmede, però in modo attivo a quel gruppo a cui lui faceva riferimento. I genitori non possono stare a casa e dopo intervenire solo per difendere i figli, devono intervenire dentro le istituzioni per capire come la scuola funziona, per capire quali sono le problematiche, e allora vedremo che, siccome siamo una società molto complessa, chi ama il futuro di questo paese potrà fare sicuramente solidarietà. Il sindaco ha detto una cosa che succede in quasi tutti i comuni della provincia di Treviso, Mirella. I buoni pasto in provincia di Treviso non sono mai mancati. Può succedere qualche screzio o qualcosa, sono mai mancati. Perché? Perché i sindaci conoscono benissimo i loro doveri e sanno che sono i primi che rappresentano lo Stato all'interno delle amministrazioni, e perciò i comuni sono un piccolo Stato, diciamo, in nuce. Ecco, lì dobbiamo lavorare, lì voglio dire i genitori, le associazioni, naturalmente le amministrazioni, perché altrimenti non riusciremo a costruire un cittadino degno di questo nome. Io sono fiducioso di questo, sono fiducioso, sai Mirella, delle nuove generazioni, perché noi abbiamo fatto la nostra storia. Però loro hanno le idee chiare. Ecco, aiutiamoli a trovare la loro strada. E la loro strada non può essere solo il social, è solo il divertimento. E crescere in equilibrio. Però dobbiamo dare qualcosa a questi giovani. L'esempio. Ma Dobbiamo dare l'esempio. Investire anche economicamente sui giovani. Pubblicità. E qui cade l'asino, perché
lo Stato non investe in formazione. Non andiamo neanche in pubblicità stamattina? La regia non c'è. Allora, visto che la regia non mi ha sentito, pronto? Andiamo avanti. Non mi sente. Allora, sindaco, intanto io devo... Allora, l'altro giorno l'ho pensata perché avevo un economista, e qui è Minello, un economista molto importante, il quale ha detto che noi non riusciamo a portare a casa niente dall'Europa perché noi abbiamo una task force preparata, pronta, con i progetti validi, quello che invece sta facendo la Spagna e altre realtà che hanno portato a casa di tutto e di più. Non è avanzato niente, anzi continua a mandare i progetti. Era mi è venuto in mente il sindaco di Sarmede, perché sto sindaco di sto paesetto porta a casa tutto sempre. Gli approva i progetti, porta a casa, avete sentito, il pulmino. Cioè veniamo tutti a Sarmede, oppure la sua task force la mandiamo in Europa, sindaco. Chissà che portiamo a casa qualcosa anche a noi altri, perché veramente sono preparati. Prego, sindaco. Allora guardi Mirella, non faccio miracoli neanch'io e neanch'io nascondo le difficoltà che comunque le piccole amministrazioni tipo la mia hanno, però io ci provo e cerco di... Noi sappiamo che se abbiamo un'idea la vediamo realizzata 2 anni dopo con la macchina burocratica amministrativa che abbiamo in piedi oggi come oggi. Però parlando di Spagna, per esempio, Sarmede si è agganciato con altri 9 paesi europei, quindi dall'Ungheria alla Germania all'Olanda, investendo sulla tematica della sostenibilità ambientale su dei ragazzi che abbiamo selezionato del comune di Sarmede. Tenga conto che ne ho proprio in questi giorni 2 in Ungheria. Faranno dei meeting quindi a livello europeo e l'ultimo conclusivo si terrà proprio a Sarmede in settembre, che come ultimo comune farà relazione poi all'Unione Europea sui risultati di questo lavoro. E anche qui abbiamo vinto un finanziamento europeo, ma cioè, bisogna crederci. Grande sindaco, grande, siete preparati, ecco. Sindaco, è questo il discorso, avete visto lungo, avete aperto le menti, questo abbiamo bisogno, pubblicità. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno signor segretario e buongiorno signor sindaco. Ecco, buongiorno. Inizio dal segretario. Scusi, io sono un po' un riformista, no? E ancora adesso sono un pensionato e quando lavoravo il mio pallino era quello che i sindacati dovevano andare dentro nel consiglio di amministrazione sia delle aziende pubbliche e private, però questa strada non l'ho mai seguita. Sa perché? Perché io seguivo un po' le vicende degli altri stati e la Germania ce l'ha dentro. Immagini tutti quei soldi che vanno dato sia alle aziende pubbliche che private, se fosse il sindacato che ci rappresenta noi sono convinto, per carità, non dico che andasse meglio, però secondo il mio parere qualcosa di più, e volevo il suo parere su questo, che i sindacati per che motivo non si battono tramite i partiti politici e tutto per andare dentro il consiglio di amministrazione delle aziende. Poi signor sindaco, complimenti a lei per quello che ha illustrato la Mirella e per quello che fa per il suo comune. E allora, siccome le ripeto, io sono un riformista, ecco, le chiedo se ti dà una mano quando riuscimo a tirare via i tabelloni elettorali, signor sindaco, che anche lei nel suo comune piccolo ci vorrà però smontarli e montarli 2-3 mila euro che non servono a niente, signor sindaco, sono perennemente vuoti e tutto, moltiplichi per tutta Italia quanti pomini elettrici si potrebbe comprare. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Guarda Gianfranco, furia di dire, mi spero che li cava via, perché se 3 anni che continua a battere. Allora, Vigilio Biscolo, cosa rispondiamo intanto al nostro Gianfranco Valeri, poi sentiamo anche il sindaco. Gianfranco, sì. Allora, tu dici una cosa vera a metà. In Germania, che noi reputiamo essere un punto di riferimento anche dal punto di vista sindacale, i sindacati non sono entrati nei consigli di amministrazione, magari
sono solo nei consigli di controllo, nei comitati di controllo, e cioè li controllano a fine anno ciò che le aziende fanno. Se noi entrassimo nei consigli di amministrazione, primo non facciamo il nostro lavoro, secondo dovremmo avere un bel po' di soldini per poter poi, come posso dire, decidere anche noi il da farsi. Perciò Gianfranco, controllare sì. E questo è giusto, ma non ci permetteranno mai in Italia, vista la libera impresa, di entrare nei consigli di amministrazione con i problemi che ti ho detto prima. A noi sarebbe sufficiente far sì che le organizzazioni sindacali confederali, perciò CGIL e CESLUIL unitariamente, potessero verificare se quello che le aziende dicono di fare poi alla fine fanno. Perché ci troviamo nella situazione che tu sicuramente conosci, che di punto in bianco un'azienda sparisce, va via dall'Italia e magari ha ricevuto anche dei contributi statali e non possiamo fare nulla. Dobbiamo intervenire prima, perciò il controllo sì. L'azione secondo me no, perché c'è una divisione, no, fra chi il lavoro subordinato e il titolare e tutto il management delle aziende. Però Biscaro, c'è un però. Io ho avuto ospite il presidente degli esercizi pubblici di Venezia. Sì. Che quando ho nominato il sindacato ha fatto i salti dalla sedia e ha detto non lo nomino. Ho detto calma, mi nomino chi che voglio, sono mica dirigo a trasmissione, perché dice che non è assolutamente vero, che non pagano il personale, la gente, i giovani non hanno voglia di lavorare, questo secondo lui è il grande problema, e questo mi fa capire che forse non c'è un'informazione corretta. Non è vero quello che uno dice perché lo dice lui che è il presidente. C'è un qualcosa nel mezzo che non emerge. Il lavoro nero, i contratti che non vengono rispettati, perché io parlo con questi giovani. Certo Mirella, firmo il contratto, ma al posto di 10 ore, 8 ore ne fo 14 e 15, ciao chi ti paga? Certo Mirella che mi danno 1.400 euro, 1.500 euro al mese, specialmente nelle zone turistiche, ma ne pago 600-700 euro di affitto perché non fanno vitto e alloggio come una volta. Alla fine cosa mi rimane in tasca? E questi sono tutti giovani che studiano, ricordatevi, sono giovani che studiano e vogliono rispetto. O sbaglio, Vigilio? No, perfettamente d'accordo. Tant'è vero che, mi dai là per una cosa, qui a Treviso 2 anni fa, l'anno scorso e anche quest'anno, dichiaravano i titolari di aziende di ristorazione, ma anche, come posso dire, pubblici esercizi, che c'è una carenza di camerieri. Ecco, il sindacato ha risposto tranquillamente: pagateli per quello che valgono, cioè applicate i contratti, quelli firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, e pagateli, come posso dire, per tutto il lavoro che fanno. Perché io ho paura che alla fine, no, c'è un accordo sotterraneo fra chi dice bene, io ti pago 20 ore, le altre 20 ore, le altre 30 ore le paghiamo in nero. E allora qui sì c'è qualcuno che sbaglia. Secondo me sbagliamo tutti e due. Perché il lavoratore deve dire no, tu mi paghi gli straordinari in busta paga. E il datore di lavoro non dovrebbe fare quelle uscite là. Perché è anche vero, e qui lo difendo avendolo seguito il settore, quando c'eri anche tu, ecco, la bilateralità che fa da pandan insieme al controllo sui consigli, sui comitati di controllo delle aziende. La bilateralità ha spazzato via queste furbate, perché negli enti bilaterali, siccome ci sediamo allo stesso tavolo, i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, lì alla fine di tante discussioni, ma alla fine si trova il punto di mediazione, e il punto di mediazione, lo dico a voce alta, non è mai uscito con va bene dai, anche se c'è il lavoro nero va bene lo stesso. No, assolutamente no. Casomai facciamo dei passi indietro su altre situazioni, ma non su questo, perché sennò passa un messaggio sbagliato, che è quello: io approfitto, lavoro in nero, ma quando hai 67 anni e vai in pensione, esatto, con che cavolo di pensione vai?
I datori di lavoro sanno queste cose, noi le sappiamo e perciò troviamo la mediazione. Questo io voglio dire rispetto a sta roba Avete qua. sentito cosa avete capito questa mattina? Qualcosa sempre in più. Noi tutte le mattine siamo a scuola perché impariamo qualcosa che non sappiamo. Sindaco Pizzo, come ci lascia, cosa ci dice? Allora, in merito ai tabelloni, quindi elettorali, a quello che mi chiedeva prima al telefono, dico che intanto noi ci arrangiamo a installarli e a toglierli e quindi non abbiamo questo tipo di spese. Per quel che riguarda invece il tema più serio di cui ha parlato anche il signor Virgilio, che spero di conoscere anche personalmente, allora io parto dal presupposto che i giovani abbiano voglia di lavorare. È nella natura umana volersi realizzare e concretizzare qualcosa per sé ma anche per gli altri. E come altresì penso che la maggior parte dei nostri imprenditori siano corretti, leali e rispettino le leggi. C'è un tema di fondo, secondo me, che andrebbe probabilmente a risolvere gran parte di questo problema, che è il costo del lavoro. Cioè, se il governo, lo Stato, investe nel taglio del cuneo fiscale ma in modo concreto e pesante, in modo tale che quello che l'imprenditore versa rimanga in buona parte al lavoratore, allora andiamo verso la direzione corretta, altrimenti non usciremo mai da questo tunnel. Ma ancora di più, collegandomi anche al tema pensionistico, io credo che la flessibilità, come affermava anche prima Virgilio, sia corretta, sia un tema fondamentale perché chi ha lavorato per 41 anni e ancor più chi ha fatto lavori pesanti abbia la possibilità e capacità di scegliere. Ma c'è un tema a monte che secondo me lega tutto quanto, che è quello della natalità. Se il governo non investe, al di là di quello che è in carica adesso, ma anche quelli che verranno, in misure strutturali, costruttive, che diano certezza ai giovani e diano la possibilità ai giovani di costruire una famiglia e investire nella famiglia e nella natalità, se non andiamo incontro a questo problema di fondo noi non usciremo, perché io mi chiedo tra 10-15 anni chi sarà il lavoratore, quale sarà il numero di lavoratori, scusatemi, che pagherà per garantire la pensione. Questo è il problema. È caduta la linea. Vediamo se riprende. Mi avete sentito fino alla fine, scusatemi, perché si era bloccata l'immagine. Riprenda, Sindaco, riprenda, non tutto. Chi pagherà le pensioni? Chi pagherà le pensioni? Sì, mi chiedevo, se non investiamo nelle famiglie e nella natalità e al contempo anche nell'inclusione da chi arriva da fuori Italia in cerca di migliorare la propria esistenza, mi chiedo chi garantirà i versamenti necessari per garantire la pensione di un domani, perché questo è un tema molto importante, cioè già i conti dell'INPS dimostrano che abbiamo grosse difficoltà nel garantire il trattamento pensionistico, quindi dobbiamo essere lungimiranti e ragionare in termini di lungo periodo, quindi a 20-30 anni. Grazie al Sindaco, veramente Leri Pizzotti. Non so se Virgilio condivide il mio ragionamento, però è quello che penso. No, Sindaco, devo salutarla intanto perché sennò poi non ce la faccio e vado sempre oltre alla mattina. Prego, Virgilio. Sì, signor Sindaco, sono d'accordo con lei. Perché lei ha parlato di flessibilità e ha parlato di scelta quando uscire dal mondo del lavoro. Ci sono delle norme che, per esempio, per chi ha lavorato almeno un anno prima del compimento del 18° anno di età può andare a 41 anni. Ma il problema è proprio di prospettiva e lei ha toccato un punto che noi non siamo riusciti a farlo, faremo un'altra volta, Mirella, se mi richiamerai, che è assolutamente esiziale, vita o morte, la denatalità e la questione dell'invecchiamento della nostra società. Non ho avuto modo di parlare. Con patologie anche, parleremo. Sì, parleremo un'altra volta, perché poi entra anche il discorso sanitario, vabbè, non importa. Ecco, allora, l'Italia, cioè l'istituto previdenziale pubblico, l'INPS, non garantirà le pensioni di oggi se non
saremo in grado di far entrare nel mondo del lavoro, e cioè nella produzione, tutte quelle persone che oggi mancano. E perciò io adesso finirei proprio di discutere migranti sì, migranti no. Abbiamo bisogno, la Confindustria ci dice che abbiamo bisogno di migranti. Facciamoli venire con contratti veri, facciamo in modo che come posso dire, includano nella nostra società con i nostri principi, sicuramente qui ci vuole formazione eccetera eccetera, perché altrimenti l'invecchiamento della popolazione, perciò tante pensioni che dovremo pagare per tanti anni e per tante persone che aumenteranno questa, come posso dire, questa fascia di popolazione, e di contro poca popolazione che paga i contributi. Questa è una questione che, se non riusciamo a risolverla, le soluzioni saranno due. O portiamo i pensionati in un altro paese e che si arrangino, perché qui non hanno la pensione, oppure le tagliamo. Lo dico da sindacalista della CGIL con amarezza, oppure le tagliamo. Perché? Perché se non entrano tante risorse per poter pagare le pensioni che oggi sono in essere, noi non saremo in grado di reggere come istituto. Questa è la situazione, e perciò quando noi parliamo che non va bene discutere, cioè mettere una pietra sopra all'evasione contributiva, quando noi diciamo che sul fisco bisogna far pagare tutti con quello che la Costituzione ci dice e perciò con una progressione, diciamo non cose strane di un altro mondo, ma cose che sono scritte nella Carta Costituzionale. Poi l'ultima roba che volevo dire, caro Sindaco, verrò a trovarla di sicuro per fare l'incontro annuale sulla nostra piattaforma. Non so se l'abbiamo già programmata, credo di no. Bene, sul cuneo fiscale. Io sono d'accordo, bisogna abbassare il costo del lavoro, ma abbassare il costo del lavoro, e non tutti siamo d'accordo su sta roba qua, non deve significare abbassare anche i contributi che il lavoratore e l'azienda pagano per avere la pensione domani. Perché se io abbasso il salario lordo e sul salario lordo io calcolo i contributi previdenziali, io abbasso anche i contributi previdenziali e sul futuro avrò una pensione più bassa. Solo questo. Poi è chiaro che dal punto di vista fiscale si aprirebbe qua una discussione che probabilmente ci porta da un'altra parte. Però mi fa piacere, Sindaco, che lei abbia descritto questa situazione simile a come la definiamo noi. Il problema vero è che non riusciamo ai tavoli di trattativa a trovare una soluzione. L'ultima cosa che dico, perché se no la devo dire, l'Italia è 30 anni che i salari non aumentano. Italia. Anzi, hanno perso negli ultimi 30 anni, Mirella, il 2,9%. La Germania l'ha aumentato quasi del 30%. Allora, cari imprenditori, quando discutiamo dei rinnovi contrattuali, non dico aprite le borse, che è una brutta roba detta in Veneto così, ma sappiate che una retribuzione più alta fidelizza di più i lavoratori e fa aumentare anche la produttività delle aziende stesse. Grazie a Vigilio Biscaro, segretario generale CGIL SPI CGIL Treviso, grazie a Larry Pizzo, sindaco di Sarmede, grazie pubblicità. Allora, Vigilio Biscaro, segretario generale SPI CGIL, è rimasto con noi ancora una mezz'oretta perché vuole assolutamente vedere e capire cosa sta succedendo in Piazza Borsa. Abbiamo collegato con noi il dottor Giulio Agnello Santoro, responsabile centro incontinenza e stomie ULSS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno dottor Santoro. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno, la vedo in compagnia, ci sarà anche la dottoressa Rita Chan, spero, che è la coordinatrice Centro Incontinenza Stomie ULSS 2 Marca Trevigiana. Vedo anche la dottoressa Rita Chan, buongiorno. Buongiorno, c'è la dottoressa Rita Chan ovviamente e ti presento,
non lo so. Ti presento Bruno Cipolla, che è il presidente dell'Associazione Incontinenti Assomizzati di Treviso, e la dottoressa Elena Scarabellin, che è l'enterostomista, team leader del gruppo enterostomista del centro. Dottor Santoro, io le voglio bene, però mi sembra di essere alle Hawaii perché è tutto offuscato, cioè vi vediamo tutti offuscati. Adesso un po' meglio, grazie. Vedi se ci vedi meglio così. Vediamo, adesso è arrivato anche Marco Toresan, presidente APIS, Associazione Padovani Incontinenti Stomizzati. Grazie Padovan, Toresan, anche lei di essere collegato. Ecco, allora dottor Santoro, cosa succede questa mattina in Piazza Borsa e perché siete lì, ecco, con una task force molto importante? Saluto anche Bruno Cipolla e tutti gli altri, prego. Sì, esatto. Allora siamo qui perché oggi è il 28 di giugno, giornata nazionale della incontinenza, quindi è una ricorrenza importante. Siamo in piazza con uno stand insieme alle associazioni per portare avanti il nostro messaggio, e tu sai, e voglio ringraziarti per il contributo e il supporto che tu ogni volta ci dai. Siamo qui per parlare di questo tema così importante, così anche delicato, e dire a tutte le persone di non avere paura, di non avere vergogna, perché noi specialisti della USL 2 siamo pronti ad aiutare, possibilmente anche a guarire queste persone che hanno questa problematica. E quindi oggi incontreremo i cittadini che si vorranno fermare per portare noi USL 2 e le associazioni pazienti questo messaggio di speranza a tutte le persone che ne hanno bisogno. Abbiamo Leone da Trebaseleghe in linea. Ciao Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora, stavo ascoltando i tuoi ospiti di prima che parlavano di investire sulla famiglia per avere più natalità. Ma come faranno a trovare i soldi se c'è gente a Roma che viene pagata 90.000 euro al mese? Non so se sia vero, a me mi sembra una cosa incredibile, cioè non è possibile questa cosa. Come farà in questo paese a trovare i soldi per le cose importanti se la gente viene stipendiata a 90.000 euro al mese? Che cosa faranno questi per ottenere tutti questi soldi? E poi dopo abbiamo il Presidente della Repubblica che ci costa 4 volte il re d'Inghilterra, abbiamo gli ambasciatori che ci costano più del doppio di quelli tedeschi, l'esercito che gli ufficiali sono pagati più di quelli americani e vanno in pensione molto prima di quelli americani. Questo paese, io non lo so, come faranno a trovare i soldi se c'è uno sperpero così immenso e nessuno ne parla e nessuno fa niente. Comunque noi, Mirella, il nostro dovere l'avevamo fatto, avevamo votato la Lega che doveva andare a Roma a distruggere la Roma ladrona e portare un po' di chiarezza, e non è successo niente. Ciao Mirella, grazie. Grazie Leone. Sentiamo Vigilio Biscaro come risponde al nostro Leone. Secondo me si è già risposto da solo, perché purtroppo l'Italia, credo da 20 anni, ha un problema grossissimo che è la sua classe politica, e noi italiani, ma anche noi veneti, ma anche noi trevigiani, quando andiamo a votare scegliamo, e perciò le persone che hanno continuato a mantenere lo status quo, cioè le situazioni che avevamo e prima e che pensavamo dovessero essere risolte, cambiate, rivoluzionate, di ciò non è successo nulla. E la classe politica si forma dalla base, sapete, a meno che non ci sia una organizzazione nazionale che dà gli indirizzi, e qui i partiti ormai si sono sfaldati, i partiti storici non ci sono più, e il pericolo è, caro Leone, si chiama, caro Leone, che noi gridiamo alla luna, cioè noi diciamo che queste cose non devono continuare ad esistere, ma chi poi mandiamo in Parlamento come d'incanto, quando entra dalle porte della Camera o del Senato, queste cose qua o se le dimentica oppure dice le faremo a fine legislatura. E questo è il grosso problema politico in Italia, è il problema della disaffezione
che i cittadini hanno e non vanno più a votare, perché abbiamo visto anche le ultime amministrative hanno dato questo risultato. Perciò dobbiamo, ahimè, ripartire ancora dalla base, cambiando la cultura politica dei nostri cittadini per far sì che ci siano poi delle forze politiche che sul serio cambino tutte queste cose che Leone prima diceva, ma non è solo una questione di soldi, sapete. Se facessero il loro dovere e prendessero non 90.000 euro al mese, no, va bene, ecco, ma che facessero sul serio il bene dei cittadini, io li lascerei anche con un bel stipendio. Il problema è che tutto questo, e non so, io non mi sono spiegato il perché, nel momento in cui diventi deputato, nel momento in cui diventi senatore, nel momento in cui cambia il governo, e ne abbiamo visti di governi che sono cambiati, bene, cambia poco per la gente comune, cambia poco perché? Perché siamo in un sistema che deve essere rifatto dalle fondamenta. Io dico, sono troppo catastrofico? Probabilmente sì, ma guardando il Paese come lavora e come sta andando e come norma, come legifera nei confronti dei cittadini più deboli, dico che non è cambiato granché. Questo lo confermo, io ne so qualcosa, che sono in prima linea, perciò con le fragilità ci vivo quotidianamente. Quello che io non riesco a capire, qui vorrei che intervenisse sia il dottor Giulio Agnello Santoro che la dottoressa Rita Chan, queste patologie, questa popolazione che abbiamo di diversamente giovani, perché funziona così, non riesce più a curarsi nella maniera giusta. Basta sentire le telefonate che ricevo, però loro ce la stanno mettendo tutta, questi medici, queste associazioni, per migliorare la qualità della vita di queste persone. Ne abbiamo un esempio questa mattina, ma sono solo, vanno supportati. Io non devo essere fortunato di nascere a Treviso, di vivere a Treviso, di essere curato a Treviso, perché ho la fortuna di avere il dottor Santoro, la dottoressa Chan e Bruno Cipolla con l'associazione. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che la legge prevede, la Costituzione lo dice, io la leggo tutte le mattine, la Costituzione, gli articoli, tanti non sanno neanche come è scritta la Costituzione, non l'hanno neanche mai vista. Cosa dice dottor Agnello? E poi sentiamo anche gli ospiti, prego. Allora Mirella, dici molto bene che il diritto alla salute è uno degli articoli fondamentali della nostra Costituzione e quindi dovrebbe essere assicurata a tutti. Noi, come tu dici, ce la stiamo mettendo tutta. È vero che l'ospedale, la direzione ci dà una grandissima mano, ma questo non basta, perché per arrivare a tutta la popolazione dobbiamo noi scendere in piazza, ed è quello che stiamo facendo oggi. E dobbiamo avere il supporto delle televisioni, dei mass media, ed è quello che tu stai facendo, per cui tutti dobbiamo lavorare. Non si può vincere una battaglia da soli, la battaglia va sempre vinta insieme, e quindi mettendo insieme tutte le energie e tutte le forze disponibili, ognuno per le proprie competenze. Sentiamo anche Marco Toresan, perché il tempo vola, devo far presto. Sentiamo anche Marco Toresan, presidente Associazione Padovani Incontinenti. Toresan, grazie di essere qui con noi. Lei come commenta? Grazie a te Mirella, noi siamo in diretta dal monoblocco dell'azienda ospedaliera e stanno arrivando anche i due nostri stomaterapisti. E quello che noi puntiamo è, oltre alle panchine di sensibilizzazione, alle camminate, ai volontari dei reparti, puntiamo che le istituzioni pubbliche, come attendo su tutte le istituzioni, i luoghi di lavoro eccetera, le istituzioni devono incontrare le associazioni, perché il diritto della salute, il diritto della cura è fondamentale, il diritto del lavoro è un altro tassello che tanti datori di lavoro non percepiscono, perché la disabilità è inclusione sociale, la disabilità è voler vivere. Le famiglie con un disabile a carico sono veramente prese all'astrico con le nuove normative che stanno arrivando dall'Europa o da Roma. Non ci sono più servizi sociosanitari, presidi, manca tutto il tema socio-sociale in queste famiglie fragili. Noi siamo stomizzati, siamo fragili, perché oltre alle nostre associazioni del territorio veneto,
abbiamo bisogno delle istituzioni, dell'ordine dei comuni, delle amministrazioni pubbliche, perché è giusto che la disabilità, l'incontinenza, le stomie vengano alla portata di tutti, che tutti i cittadini devono essere a conoscenza di questo problema sociale e anche di salute, perché avere una stomia o un'incontinenza non è facile la gestione. Ci sono dei medici e dei infermieri che adesso ve li presento, che fanno 8 ore al giorno, 7 giorni su 7 questo lavoro per renderci noi la vita migliore e anche poter avere una qualità migliore di vita. Io ringrazio anche il dottor Santoro, che noi collaboriamo anche con loro e con l'azienda ospedaliera di Padova, che c'è anche qui a Padova, sta nascendo il centro dell'incontinenza di terzo livello, anzi è nato, e anche per quello oggi in azienda ospedaliera inauguriamo 2 panchine dedicate all'incontinenza, perché l'incontinenza è inclusione sociale. Adesso vi presento anche i 2 stomaterapisti. Fermo Torresan, perché sennò non riesco a fare tutto il giro, ma è troppo importante. Poi intanto buongiorno, poi sentiremo anche queste figure molto importanti, sono la spina dorsale degli ospedali, sono gli infermieri, sono gli OS, perché è tutta una squadra formata da medici, da tutti. Allora Biscaro, come commenta quello che ha detto giustamente Torresan? La società deve partecipare, tutti dobbiamo partecipare e supportare queste persone, prego. Il problema è che la società sta partecipando con queste associazioni, ma lo Stato, e perciò adesso devo parlare questo governo, rispetto alla salute, anziché investire di più per ritornare ad avere, come posso dire, esauditi i nostri diritti, perché è un diritto assolutamente sacrosanto quello della salute, che diceva il dottor Santoro, come Torresan parlava anche del diritto del lavoro. Bisogna far sì che quello che ci siamo detti, e qui lo dicevamo tutti, Mirella, i quotidiani, gli intellettuali, gli studiosi e i ricercatori, nel 2020 noi ci siamo resi conto che avevamo un servizio sanitario nazionale che ci ha difeso. Perché dal 2020 al 2023 quelli che prima noi chiamavamo eroi adesso sono diventati, come posso dire, gente che prende soldi, che non lavora bene, eccetera. Che vanno al privato. Bisogna far sì che, lo dico in modo chiaro, che le risorse che il governo mette nel Servizio Sanitario Nazionale devono aumentare. E non possiamo più accettare il fatto che, latitando il pubblico, si dia spazio al privato, perché dando spazio al privato il rischio è che ritorniamo a prima del 1978, quando la riforma, non ricordo il numero, la riforma del Servizio Sanitario Nazionale prese piede nel Paese e venne votata. Perciò la cosa è semplice, si deve investire di più nel Servizio Sanitario Nazionale, lasciando perdere i soldi che noi diamo in vario modo alla sanità privata, perché oramai anche il Veneto sta facendo o rischia di fare la fine della Lombardia, dove la sanità privata ormai è diventata quasi al 34%, credo, una cosa del genere. Sentiamo come commenta la dottoressa Rita Cian, coordinatrice Centro Incontinenza e Stomie ULS 2. Prego dottoressa, a lei la parola. Buongiorno Mirella, sempre un grande piacere venire nella sua trasmissione, per questo la ringraziamo. E come posso commentare? Commento dicendo e guardando la nostra realtà trevigiana. Noi dobbiamo solo ringraziare la nostra amministrazione, la nostra azienda, in particolar modo nella figura del direttore generale, perché ci supporta sempre in quelle che sono le nostre iniziative e soprattutto in quello che è il nostro lavoro fondamentale. Noi siamo a disposizione dei nostri pazienti, noi e tutta la nostra equipe di medici specialisti. Lavoriamo tantissimo, ad oggi abbiamo circa in carico 20.000 pazienti, una cosa che sembra quasi impossibile. In realtà noi come figure sia infermieristiche che mediche
ci mettiamo tanto impegno, tanta buona volontà e tanta passione. Alla base di tutto c'è la passione. La nostra professione ci porta a questo e per questo io ringrazio tutti quelli che ci supportano sempre e ci danno la possibilità anche di comunicare con il cittadino. Le associazioni sono una parte importante, ci rappresentano in maniera fondamentale. Abbiamo qui oggi anche Bruno Cipolla, che è il presidente dell'associazione ATIS Incontinenti e Stomizzati di Treviso. E se ha piacere sì, poi sì, adesso vi ascolto tutti. Sa, dottoressa Chan, quello che emerge però da quello che stiamo vedendo e sentendo che state facendo prevenzione. Bisogna fare prevenzione, perché purtroppo questa parola stomatizzato e soprattutto queste cure, queste visite, specialmente l'uomo fa fatica. Abbiamo sentito anche dalle telefonate che ho ricevuto, per fortuna grazie anche a queste piazze, a questi camper dove voi andate, cercate di far collaborare la gente. Lo sa che ho creato anche uno slogan: più prevenzione, meno pannolone. Le piace, dottoressa? Ho creato questo slogan: più prevenzione, meno pannolone. Siccome noi donne lo portiamo da quando nasciamo a quando moriamo, gli uomini invece, poveretti, quando mettono anche a 50-60 anni, toglie la loro virilità, cioè robe da matti. Ecco, dobbiamo capire che bisogna fare prevenzione. Bruno Cipolla, cosa vuoi dire? Biscaro mi diceva, ma è quello di Baran e Sambo? Sì, è lui. Ciao Bruno, prego. Glielo passo. A destra. Bruno, sei pronto? Niente, è caduto tutto. Allora andiamo da Torresàn e conosciamo, ecco, le persone che ha vicino a Torresàn che sono importanti. Prego. Allora, buongiorno. Noi siamo gli stomaterapisti dell'azienda ospedaliera di Padova. In questo momento ci occupiamo di assistere le persone stomizzate. Sull'aspetto dell'incontinenza è un qualcosa che sta nascendo adesso in azienda, ci si sta muovendo con un team multidisciplinare e la cosa a noi risulta importantissima proprio perché c'è la necessità anche a Padova di poter seguire persone con problematiche di incontinenza urinaria e incontinenza fecale. Credo che ci siano tutte le prospettive, la nostra azienda ospedaliera sta creando un vero e proprio team che possa in qualche modo assistere queste persone. Prima sentivo parlare di prevenzione, è vero, la prevenzione è alla base di qualsiasi aspetto della medicina e quindi anche a livello stomaterapico e anche a livello dell'incontinenza prevenire il problema vuol dire in qualche modo iniziare a curare fin da quando il problema non sussiste, quindi migliorare fin da subito una situazione che potrebbe partire in maniera patologica ma poi nel tempo in qualche modo se la previeni naturalmente non si presenta. Molto chiaro, sentiamo anche l'altro ospite perché il tempo vola, devo correre, mi dispiace ma ce la faremo ad ascoltare tutti, prego. Sì, salve, io sono il collega di Edoardo Giolato, sono Mattia Zamprogno e insieme a Edoardo gestiamo appunto l'ambulatorio Stomie. Che dire, io mi accodo a quello che è stato detto finora, la cosa principale che mi sento di dire è questa. Abbiamo bisogno di risorse non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista umano, nel senso che l'infermieristica sta diventando una professione poco attrattiva e dobbiamo assieme, questo è un lavoro anche di connubio tra le varie istituzioni e le associazioni e le aziende ospedaliere e quant'altro, le università, cercare di far tornare l'infermiere come una professione veramente diciamo centrale e importante, altrimenti centri come il nostro specialistici andranno sempre più in qualche maniera a perdere la loro potenzialità, ecco questo. Bravissimo, diciamo che di gente molto pronta ce n'è, bisogna solo dargli una bella spinta. Ecco, sono parole veramente sacrosante, grazie di averle dette perché è questo, ecco, ma io dico sempre, non so se siete d'accordo, grazie alle telecamere che una volta
purtroppo non entravano anche nelle sale operatorie. Quando si passava davanti alla sala operatoria si aveva paura perché non sapevi cosa ti sarebbe successo oltre quella porta, tanto è vero che si faceva così quando si passava davanti. Adesso, grazie alle telecamere che sono entrate, ringrazio anche il dottor Santoro per aver portato anche quell'importante servizio che abbiamo fatto vedere di quella operazione al collo, importantissima. Voi non avete idea, ho dovuto farla vedere più volte perché me la richiedevano. La gente ha meno paura, forse anche questo, andare nelle piazze con i camper, cercare di coinvolgere la società civile, perché così si diventa cittadinanza attiva. O sbaglio? Chi è che mi risponde? Pronto? Ecco qua, Bruno, cittadinanza attiva, prego. Ecco, lo scopo proprio della nostra associazione qua di Treviso, ATIS, è quella di rendere attiva una cittadinanza su una malattia che è considerata tabù, la malattia che non si vede, la malattia di cui tanti si vergognano, come se fosse colpa nostra. Ma chi diventa incontinente, chi ha bisogno della stomia, solitamente nasconde patologie anche più gravi e non è colpa loro se hanno queste forme di disagio, perché hanno dei disagi psicologici molto alti. E allora io ho rovesciato un po' i temi dell'associazione. Siamo noi dell'associazione che andiamo incontro ai pazienti, andiamo in ospedale facendo il mutuo aiuto, chiediamo al servizio del dottor Santoro, della dottoressa Chan, di Elena, la stomista, che ci segnali i casi là dove è possibile, rispettando tutte le leggi, per dare un supporto psicologico. Poi se c'è la possibilità di qualche supporto economico dipende molto dalla sensibilità di chi ci è vicino. Ma questi sono i nostri interventi. Grazie Bruno, sentiamo anche il dottor Santoro. Prego dottor Santoro, come commenta le parole di Bruno delle associazioni Padova che collabora con Treviso? Siete riusciti a fare rete, cosa molto importante. Prego dottor Santoro. Un'ultima cosa, così lancio anche, do un aggancio al dottor Santoro che adesso parlerà appunto di Treviso, di Padova, ma c'è Verona, c'è Vicenza, in ogni città siamo presenti. Treviso, grazie all'interessamento dell'assessore agli affari sociali Tessarolo, avremo uno spazio dove creare una palestrina per fare la ginnastica, detta ginnastica pelvica, che serve, guarda caso, a guarire dall'incontinenza. Quindi noi, ULS 2, ATIS Treviso, apriamo questa finestra di speranza. Ti passo Santoro. Grazie, grazie Bruno Cipolle. Prego, dottor Santoro. Dottor Santoro, prego, la parola. È caduto. Allora andiamo da Virgilio Biscaro che poi ci saluta, che deve andare via. Come ci saluta e come commenta queste importanti affermazioni che abbiamo sentito? È il bene pubblico, cittadinanza attiva, salute pubblico, però si continua a tagliare sulla sanità. Si passano il cerino, non è colpa della regione, è colpa del governo. Il governo dice no, anche la regione deve intervenire e noi siamo sempre che rimaniamo noi col cerino in mano e non ci possiamo curare. Punto. Mirella, tu l'hai detto, per fortuna ci sono queste associazioni, lo dico chiaramente, per fortuna ci sono queste associazioni, ma ciò nonostante noi non dobbiamo demordere, cioè noi non dobbiamo dire va bene, ci aiuta un'associazione, è il sistema sanitario nazionale che deve intervenire su questo e ahimè l'ho detto prima e lo ripeto perché al di là dei rapporti che sono anche buoni con l'amministrazione dell'ULS 2, ma poi in generale immagino delle ULS del Veneto, la questione principale è che se non abbiamo le risorse sufficienti per fare prevenzione, per curare, eccetera, è chiaro che chi può rivolgersi altrove, ma chi non può non si cura. E se uno non si cura, sappiamo dove va a finire questa persona. Io ribadisco, non possiamo
lasciar perdere la questione del diritto fondamentale, uno dei diritti fondamentali che è il diritto alla salute. Perciò, caro governo o caro Stato, caro governo, bene, Meloni, devi investire di più, devi finanziare di più il Servizio Sanitario Nazionale, perché le cose che ho sentito qui noi le conosciamo e le viviamo ogni giorno, ma quello che ha detto Padova non mi ricordo Torresan, ecco, i lavori sanitari, infermieristici ma anche medici eccetera, ecco, sono passati da avere un elogio come posso dire, comune di tutta la popolazione a una situazione per la quale, va bene, devono lavorare, va bene, possono fare anche qualcosa in più. Manca personale all'interno del servizio sanitario, infermieri, OS e medici. E non possiamo farlo noi sta roba qua. Però nel privato li trovi? Certo che li trovi, certo, perché? Allora non è che mancano, ce ne sono molti nel privato. No, proprio mancano. Apro e chiudo una parentesi. A livello provinciale mancano 74, 76, 70, insomma, questo è il numero di medici di medicina di base. E questi mancano perché c'è stata una programmazione sbagliata. Perciò, uno, più risorse, secondo, i dirigenti devono saper programmare i bisogni fra 5, 10, 15 anni. Abbiamo sentito Vigilio Biscaro, che ringraziamo, segretario generale SPI-CGIL Treviso, grazie Biscaro. Sentiamo Torresan, vediamo una panchina azzurra questa volta. Torresan, dove sei? Noi siamo qui in diretta come prima, sempre in azienda ospedaliera, che ufficialmente alle 12 col direttore Dalbene e tutta la direzione sanitaria dell'azienda, con le associazioni che collaborano qui a Padova, inauguriamo questa panchina. Questa panchina vuol dare un segno di speranza e di inclusione, che di incontinenza. Cosa è scritto perché non riusciamo a leggere, Torresan? Allora, glielo dico, una panchina blu per sensibilizzare, giornata mondiale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza. Insieme rompiamo il silenzio, 28 giugno. Molto bella, bravo, speriamo che dopo però ci sia il dopo panchina, che non si deve emigrare dall'assessore o da qua per avere una palestra, visto che abbiamo la cittadella della salute, magari se ci fosse all'interno della cittadella della salute la palestra non sarebbe male. Santoro cosa dice? Vediamo se Santoro adesso è collegato. Prego Santoro. Allora Mirella, certo sarebbe una bellissima cosa, noi proporremo e chiederemo al nostro direttore se ci ha la possibilità di aprire all'interno della cittadella una palestra, ma comunque vogliamo essere aperti a tutta la cittadinanza, e se l'amministrazione comunale di Treviso ci dà anch'essa la possibilità di avere una palestra fuori, per noi va bene lo stesso. Cioè, non è importante il luogo, è importante. Beh, potete venire a Villa Margherita, visto che è talmente grande, ce n'è per tutti, invece di cercare tanto, avete già il punto di riferimento, lei lo sa, cerchiamo di non andare in cerca quello che non c'è e cerchiamo di andare dove c'è a disposizione gratuitamente. Mirella, allora ne riparleremo, sarebbe una bellissima idea, è un progetto che possiamo portare avanti insieme. No, anche perché se siete stati lo conoscete benissimo. Allora, dottor Santoro, cosa si aspetta oggi dalla popolazione, da questa cittadinanza attiva, che so che quando siete nelle piazze è molto vicina? Prego. Sì, ci aspettiamo la solita solidarietà anche da parte della popolazione. Quindi noi facciamo, come ti dicevo, un grande lavoro, ma non possiamo lavorare da soli se non c'è l'appoggio di tutti. È la stessa popolazione che ci dà supporto, che ci aiuta, che ci collabora. Ora un simbolo, stasera sarà illuminata di verde la scultura di Benetton in piazza Roma di fronte alla stazione, e questo è una luce di speranza che io spero si possa trasmettere davvero a tutti. È un simbolo, d'accordo, però è comunque un segnale importante che dobbiamo cogliere e che dobbiamo tenere in mente e portarci dietro. Ribadisco che è vero, il pubblico ha tante difficoltà, però nonostante tutte queste difficoltà noi andiamo avanti sempre senza fermarci. Sentiamo anche la dottoressa Cian. Dottoressa Cian, come commenta le parole del dottor Santoro? Sono parole importanti che fanno capire che veramente questi sanitari, questi medici, queste associazioni hanno fatto rete, si parlano tra di loro. Avete sentito Treviso, Padova? Se questa mattina io non vi facevo vedere, ma non si sapeva neanche che Treviso collabora con Padova, ed è una cosa molto importante. Prego, dottoressa Cian.
Sì, Mirella, noi abbiamo questa grande collaborazione con le associazioni che veramente ci aiutano tantissimo e quindi noi andiamo avanti, ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto. Sono 4 anni, sono stati 4 anni impegnativi, 4 anni veramente faticosi, però noi andiamo avanti perché il messaggio importante è dare speranza a queste persone che pensano di non avere più nessuna possibilità di stare meglio. Soprattutto anche a livello culturale, anche la famiglia deve unirsi, deve cercare di capire, perché là il primo anello è la famiglia che deve supportare questa persona che anche psicologicamente è in forte difficoltà, e questo è molto importante. Vorrei sentire anche Toresan. Sei in linea, Toresan? Sì, sono in linea. Allora come commenti? Ecco il supporto della famiglia, perché tutto va bene, ma il primo anello è là. Beh, allora la famiglia va supportata sia a livello psicologico che anche le associazioni devono supportare le famiglie. Allora noi come associazione, con una delibera che abbiamo fatto con l'azienda ospedaliera, abbiamo un gruppo di volontari che tutti i giorni, dalla mattina alle 8 alle sera alle 16-17 più o meno, girano tutti i reparti, dalla chirurgia, urologia, oncologia, e danno supporto sia ai pazienti dopo il terzo, quarto giorno del ricovero e sia ai familiari, perché dopo li invitiamo ad unirsi alle associazioni, alla nostra associazione o altre associazioni del territorio, perché c'è gente che viene anche da Verona, Vicenza, Udine. Allora è giusto che li indirizziamo alle associazioni del territorio. Io, oltre ad essere presidente dell'Associazione Padovani Incontinenti Stomizzati, sono dentro al direttivo di un'associazione di disabili di Carbonera di Treviso, e vedo che le stesse difficoltà che le abbiamo noi come stomizzati le hanno anche loro, e che lì ci sono ancora patologie ancora più gravi. Però se noi battiamo chiodo con la cittadinanza, le associazioni e anche la pubblica amministrazione, la regione, Roma, la provincia, i comuni, io penso che prima o poi, solo di insistere e battere chiodo 360 giorni l'anno, ci dà la forza che superiamo le barriere, perché anche l'incontinenza è una barriera mentale, una barriera lavorativa, è una barriera di salute. Noi pazienti, anch'io ho la stomia e ci sono altre patologie gravi, dobbiamo rompere le barriere, perché anche i social media, la televisione deve diffondere che di incontinenza si può guarire, si può tornare alla vita normale, si può ritornare alla vita lavorativa, perché tante persone, quando hanno la patologia, che gli viene diagnosticato un cancro, un tumore, una grave incontinenza, si ritirano a casa, e quello che noi non vogliamo è che chi è in età lavorativa non deve perdere il posto di lavoro. È fondamentale che la gente, chi soffre, deve riprendere la vita normale come prima, anzi meglio di prima, perché a volte si conoscono dei valori migliori in cui si pensa, logico che la vita è cambiata, non si va più in discoteca, però ai bar si può tornare, andare ai ristoranti si può ritornare, andare in spiaggia si può ritornare, andare in bicicletta si può andare in bicicletta, si può andare in spiaggia, in montagna. Logico che deve avere un zainetto con te o in macchina dove vai, che devono avere i presidi, e quello lì, quando avrai bisogno, vai nella toilette dedicata e avrai anche i presidi dietro. Esempio, col comune di Padova, con la consulta del volontariato di Padova, stiamo studiando con tutte le associazioni della rete utenti per caso, stiamo studiando un progetto anche con l'azienda ospedaliera, stiamo studiando un progetto di inclusione, perché prima cosa verrà svolto un carrozzone della disabilità ai primi di settembre con l'amministrazione comunale di Padova e l'azienda ospedaliera. Scusa Toresan, fermati Toresan, ma invece di parlare di disabilità non è tempo di parlare di inclusività, perché quello che hai detto fino adesso si parla di inclusività. Cerchiamo di dimenticare questa orribile parola, perché prima si ciappava mongoioidi, dopo handicapai, dopo diversamente abili, cioè ieri a cambiare tutti i colori, ma siamo rimasti sempre
sempre fermi. Noi dobbiamo essere inclusivi. Bravo, al 100%. Bravo. Perché allora, anche visto che c'è la giornata mondiale dei stomizzati, andiamo a Belluno, visto che abbiamo Treviso e Padova, andiamo a vedere a Belluno cosa succede. L'incontinenza è una patologia che incide sulla qualità della vita della persona con un impatto importante sia sul piano psicologico che familiare e sociale. La casistica dice che il disturbo, che colpisce equamente entrambi i sessi, è considerato tra le 5 patologie più diffuse al mondo. Di incontinenza e di istomia, cioè dell'apertura chirurgica creata in caso di necessità, si parlerà sabato prossimo in Piazza dei Martiri a Belluno in occasione dell'arrivo del camper che sta facendo tappa nelle principali città del Veneto per sensibilizzare e informare la popolazione. È una patologia che va sempre ben studiata prima di proporre qualsiasi tipo di trattamento, perché ci sono 2 tipi di incontinenza. L'incontinenza urinaria da urgenza può essere trattata farmacologicamente oppure con piccoli interventi endoscopici. L'incontinenza da sforzo può essere risolta impiantando piccole benderelle che si integrano completamente con i tessuti umani. Questo tipo di patologia colpisce una grande fascia di età, si va dai 20 sino agli 80 anni e la prevalenza a livello della popolazione maschile è intorno al 3%, mentre a livello della popolazione femminile raggiunge il 20%. L'iniziativa di sabato prossimo si pone l'obiettivo di promuovere l'informazione e un corretto approccio alla patologia per aumentare la consapevolezza sulla prevenzione e i percorsi di cura. La campagna Incontriamoci è una iniziativa organizzata da ULSS Dolomiti con le associazioni regionale e provinciale degli incontinenti e stomizzati. Allora, dottor Santoro, come vede tutti si stanno muovendo, è molto importante. Ecco, vediamo se riusciamo ad avere Santoro in collegamento. Adesso richiamerà perché è partito. Allora sentiamo intanto cosa ne pensa Toresan, anche Belluno si è mossa. Vediamo. Prego Toresan. Beh, è importante che i camper delle sensibilizzazioni, che sia incontinenza, che sia stomie, che sia qualunque altra patologia, devono restare e andare in piazza. Noi l'abbiamo fatto sabato scorso qua il 24 con l'associazione Medici in Strada, siamo andati davanti Palazzo Moroni tutto il giorno, abbiamo intercettato moltissime persone che hanno questo problema di salute. Avevamo un team di medici volontari che vengono dall'USLA 6 Uganea o dall'azienda ospedaliera in camper con le associazioni Medici in Strada, che ancora ringrazio per la disponibilità che ci ha dato, oltre ad aver usufruito del camper in modalità gratuita, anche di medici gratuiti che hanno collaborato in questo evento. Anche dall'altra parte, se no non ce la faccio. Prego, dottor Santoro, finalmente c'è il collegamento. Dottor Santoro, prego. Sì, no, Mirella, la inclusività di cui parlavi è fondamentale. Io mi trovo assolutamente d'accordo con quello che tu dici. E infatti lo slogan anche delle nostre campagne che abbiamo creato è incontriamoci. La incontinenza, incontriamoci, che vuol dire troviamoci insieme, quindi non separati, non 2 situazioni e 2 realtà diverse, ma inclusivi, tutti insieme, incontriamoci. Ed è questo quello che noi crediamo ed è questo che noi stiamo portando avanti. Per cui ringrazio ancora te, ringrazio ancora la possibilità che Antenne 3 ci dà di essere qui in piazza a poter portare questo messaggio di speranza, di inclusività. Ringrazio le associazioni, di nuovo Bruno Cipolla che sempre ci sta vicini e la nostra USL2, il lavoro che noi facciamo, certo con tanta fatica ma anche con tanta energia e con tanta soddisfazione. Un'altra cosa, dottor Santoro, importante che abbiamo sentito da quel medico che ha appena parlato, ecco, l'incontinenza non riguarda solo i diversamente giovani ma anche i giovani, abbiamo sentito i ventenni. Prego, dottor Santoro. Sì, guarda, allora ne approfitto perché abbiamo una enterostomista che si interessa anche dei bambini, per cui anche i bambini sono interessati a questa problematica. Do la parola davvero solo per un minuto alla Elena, che è la nostra infermiera che si interessa dei bambini con questo tipo di patologia. Elena. Ecco Elena. Buongiorno. Buongiorno Elena, eccoci.
eccoci qua, siamo qui, prego. Buongiorno. Allora, anche i bambini hanno questa problematica di incontinenza e di confezionamento di stomia. Io li seguo da anni presso la pediatria e chirurgia pediatrica del nostro ospedale di Treviso, con molta passione e con molta cura, vista insomma la tenera età dei piccoli. Come vivono i genitori quando capiscono che c'è questa patologia nei bambini molto giovani? Perché bisogna anche essere preparati, bisogna conoscere, bisogna sapere. Prego. Certo, lo vivono con molta apprensione inizialmente, perché insomma credo che sia normale quando il proprio bambino ha una problematica, però poi noi li sosteniamo, li coccoliamo, li accudiamo per tutto il percorso di confezionamento di stomia, per tutto il percorso legato ad eventuale problematica di incontinenza e con loro camminiamo in questo percorso. Allora la domanda, grazie Elena, volevo chiedere al dottor Santoro, ecco l'importanza di coinvolgere anche le scuole, perché come sentite, abbiamo sentito, a parte da un'età molto giovane, si parte da bambini. Sentiamo il dottor Santoro cosa dice nel coinvolgimento anche dei studenti, dei ragazzi delle scuole. Prego dottor Santoro. Il coinvolgimento dei ragazzi nelle scuole, perché è una patologia che si può... Avete un collegamento stamattina che cade subito, purtroppo, peccato. Toresan, il coinvolgimento delle scuole, dei ragazzi, perché abbiamo sentito può succedere fin da piccoli di avere questa patologia, bisogna avere dei punti di riferimento. Allora noi i corsi che andiamo a fare per le cittadinanze, per le amministrazioni, puntiamo sempre che alla gente che viene, che diciamo che i bambini quando hanno problemi di incontinenza o gli scappa la pipì non possono trattenere la pipì 5-6 ore, perché dopo quando vanno a casa il detrusore non viene svuotato completamente, fa ristagno. E nel lungo andare questa persona qua diventa incontinente sia da bambino all'età di 5-6 anni, dalla nascita, o addirittura ci sono sport che provocano l'incontinenza. Adesso non posso fargli i nomi perché adesso siamo corti coi tempi, però esempio la pallavolo e certe cose, quando fai determinati movimenti a lungo andare porta l'incontinenza. Chi corre a piedi, che fa lunghe maratone, deve fare la pipì correndo, e questo qui vuol dire una grande spinta addominale che spinge il detrusore o la vescica a urinare, e questo qui nel lungo andare dalle piccole gocce possono arrivare a perdite molto, molto grandi, molto esagerate. Io ho una collega di lavoro che faceva maratone in New York, Roma, eccetera, e ha dovuto smettere perché ha detto che dopo il secondo parto ha problemi di incontinenza. Allora io dico che chi ci ascolta, che i bambini già dall'età adolescenziale o prima devono, quando hanno il stimolo di andare in bagno, devono andare in bagno, perché altrimenti diventano incontinenti a lungo andare. Questo qua non va bene, e noi come associazioni o con gli esperti, medici, infermieri, dobbiamo istruire le scuole a questa problematica di salute. Grazie a Marco Toresan, presidente APIS, Associazione Padovani Incontinenti Stomizzati, collegato con noi da Padova. Grazie Toresan e a tutti i tuoi ospiti. Sentiamo come ci saluta, se c'è ancora il collegamento, il dottor Santoro. Niente, allora salutiamo anche il dottor Santoro con tutti i suoi ospiti che erano collegati con noi da Treviso, da Piazza Borsa. Grazie, pubblicità.
E vi presento subito altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Silvia Susanna, sindaco di Musile di Piave, secondo mandato Lega, poi capiremo quale Lega, perché Ghesè ha un po' di problemini ultimamente, vogliamo capire bene. Abbiamo collegato anche da Rubano Francesco Iori, giornalista e autore di libri sulla storia e le tradizioni del Veneto. Buongiorno dottor Iori, finalmente che ce l'ho ospite, sono strafelice dottor Iori, strafelice di averla ospite. Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'accoglienza, spero che non ve ne pentirete. Penso proprio di no, dottor Iori. Allora io partirei proprio con Silvia Susanna, sindaco di Musile di Piave. Oggi giornata importante, avete sentito, giornata mondiale sull'incontinenza, abbiamo sentito queste associazioni, questo mondo del volontariato che non si ferma davanti a niente, che continua a creare nuove associazioni per aiutare le persone in difficoltà, specialmente questa malattia poco conosciuta, questa patologia che invece colpisce addirittura dai bambini ai novantenni. Non si conosce, perché? Perché c'era la paura di sapere, ma anche qui l'informazione deve essere corretta. Prego sindaco, lei sapeva che oggi era la giornata mondiale Assolutamente no, ecco, l'ho esempio saputo oggi quando sono arrivata qua da lei. Direi che il discorso che ha fatto delle associazioni è assolutamente un discorso valido, nel senso che noi anche nel nostro territorio abbiamo numerose associazioni che svolgono questa attività informativa e che soprattutto sensibilizzano su temi importanti, quale appunto è questo, perché è una, vorrei dire, malattia invalidante che crea grossi problemi alle persone. Ecco, sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Iori. Non so se ha seguito un po' questo dibattito, questi collegamenti che abbiamo avuto con queste associazioni, con questi medici che vanno nelle piazze per far capire l'importanza di conoscere. Prego. Sì, sicuramente c'è un difetto di informazione di cui mi prendo in quota parte la responsabilità. Devo dire che il Veneto, ricordo, è la regione italiana con la maggiore partecipazione al volontariato. Un serbatoio enorme, e l'esempio di cui stiamo parlando questa mattina dimostra una presenza sommersa che invece va fatta conoscere, perché per il volontariato non sono importanti solo i mezzi materiali, ma anche la solidarietà e l'adesione dell'opinione pubblica, e quindi ritengo veramente meritorio nella giornata di cui anch'io ignoravo l'esistenza e questa attenzione, ricordando però, come in tutte le giornate, che i problemi non durano il giorno specifico ma durano tutto l'anno e che l'attenzione dovrebbe rimanere viva tutto l'anno. Infatti, dottor Iori, io invito spesso queste associazioni, questi medici, facciamo vedere anche gli interventi, molto importante conoscere, capire, non aver paura. Abbiamo in linea Silvana. Silvana, ciao, prego. Buongiorno signora. Senta, mi volevo denunciare perché tanta prevenzione. Ho un nipotino di 12 anni e 6 anni che è senza un rene. Però ha sopportato da qui da Treviso, dopo è andato a Trieste per operarlo e senza rene. Però è dal settembre dell'anno scorso, da settembre, che ha fatto tutte le analisi, perché ogni anno dovrebbe fare la visita e l'ecografia. È da settembre che mia figlia le ha fatto tutto, è in lista a Treviso, in pediatria, e devono ancora chiamarla. Dunque, non so, tutta questa prevenzione, tutto così bravi, tutto questo, tutto quello. E invece io dico che sulla vita di tutti i giorni non è proprio vero. Ah, siamo d'accordo con te Silvana, anzi lo denunciamo tutte le mattine, ma bisogna parlarne, avere il coraggio di telefonare come fatto voi, di denunciare quello che non va bene. È troppo facile parlare di quello che va bene, cominciamo a parlare di quello che non va bene, fortunatamente anche con questa trasmissione. Grazie Silvana. Sindaco, le cose che non vanno bene, anche lei tutti i giorni avrà alla porta qualcuno che dirà guardi sindaco che non va bene così. Prego sindaco, come commentiamo questa telefonata e quello che vive lei personalmente? Perché siete voi in prima linea qui cittadini, non c'è niente da fare, non ci sono altri punti di incontro, solo il sindaco. Prego. Sì, ha detto bene, allora le difficoltà sono sicuramente tantissime. Diciamo che il post-Covid ha visto anche un incrementarsi, diciamo, della poca pazienza delle persone, nel senso che la gente chiama in comune spesso, molto spesso, e chiede che le cose siano fatte subito. Non sempre questo è possibile, più che altro perché ci sono dei tempi tecnici per poterle fare. Dopo non sto
sto parlando chiaramente del caso della signora e della sanità, perché lì tocchiamo un tasto che non compete ai sindaci e noi come sindaci siamo a fianco dei cittadini proprio per cercare magari di aiutare nelle problematiche più gravi a risolvere la questione. Io parlo della vita di tutti i giorni, di tutte le cose, magari che ne so, in questo periodo abbiamo visto l'alternanza di sole e pioggia che fa crescere l'erba a dismisura. Chiamano perché magari un ciglio non è stato fatto. Allora è ovvio che c'è l'attenzione per farli e che si provvede soprattutto per questioni di sicurezza negli incroci, però il territorio, parlo del mio, è vasto, sono 45 km quadrati, è evidente che bisogna farlo un po' alla volta. Nell'arco di 10 giorni viene fatto tutto il territorio, però in questi 10 giorni le telefonate si spendono continuamente, mi manca questo pezzo, insomma credo che a volte un po' di pazienza sia necessaria, fermo restando che io come cittadino, perché oltre ad essere sindaco sono innanzitutto un cittadino, condivido le preoccupazioni e condivido anche il fatto che le cose devono essere fatte. Allora, dottor Iori, lei parlava appunto di solidarietà, di volontariato. È vero, dottor Iori, siamo in tanti, ma siamo divisi. È come avessimo un pugno di mosche, perché se io non so la signora anziana dove abita, nome e cognome, perché c'è la privacy, i servizi sociali non me lo danno, io da quella signora anziana non arriverò mai. Allora è inutile che noi abbiamo questi numeri importanti se poi c'è una burocrazia e una privacy che non ci aiuta ad arrivare alla persona ed aiutarla. E in più, diciamo la verità, abbiamo le associazioni con i campanili, non si riesce a fare rete. Io sono più brava, ho più numeri di te, faccio parte di cerchi magici e questo non va bene per l'associazionismo. Bisognerà pur parlarne di questo, tanta solidarietà, tante associazioni, ma molte persone sole a casa. Prego, dottor Iori. Sì, è verissimo, anch'io nella mia ormai pluridecennale attività giornalistica mi sono imbattuto spesso in questo grande problema. Faccio un esempio, gli anziani, c'è qualche decina di associazioni che si interessa di anziani, però il limite, come appunto ha detto lei, è che ognuno va col cappello in mano dalla controparte politica, spesso sottolineando io sono il meglio e quell'altro non va bene. E questo è un grave limite perché li priva di potere politico di contrattazione. Ora ci sono degli studi più autorevoli della Fondazione Zancan padovana che dimostrano come non è che ci siano pochi soldi per l'assistenza, per il sociale, è che sono spesi male e quindi è fondamentale avere un'interlocuzione politica per cambiare la destinazione di spese, altrimenti la cosa si riversa sul cittadino debole ma anche sul povero sindaco, che è davvero un cireneo, il quale è lo sportello dello Stato di fronte al cittadino, ma lo Stato lo considera spesso un nemico, un fastidio, oppure come un paravento, un parafulmine su cui scaricare tutto. Ecco, questi sono due grandi limiti, la mancanza di collegamento tra associazioni e uno Stato burocratico, centralista, carogna, voglio dire, che bada solo a se stesso. Ecco, lei parla di tradizioni, ma il mondo del volontariato è una tradizione, specialmente nel Veneto, nel Padovano, abbiamo dei numeri che veramente sono dei fiori all'occhiello. Però la mia domanda adesso la rivolgo al sindaco Silvia Susana, dopo aver sentito anche quello che ha detto il dottor Francesco Iori. Forse anche i servizi sociali devono cambiare un pochino registro. Non si può avere un servizio sociale che chiude al venerdì alle 13:30, 14 e lasciare completamente solo in balia del mondo del volontariato se ci arrivano il sabato e la domenica e riaprire il lunedì. Dovrebbe essere un'associazione, un civile, un sociale che 24 ore su 24, perché i bisogni sono tanti, la popolazione sta invecchiando, abbiamo sentito anche ieri un altro omicidio, questa donna sola. Ecco, la solitudine va combattuta anche coi servizi sociali. Prego, sindaco. Ma il tema è stato affrontato anche nella nostra ASL, effettivamente un servizio, dei servizi sociali che sia magari non H24 ma che copra veramente tanto più tempo rispetto ad adesso è essenziale e in effetti col PNRR è stato studiato un progetto proprio per avere delle risorse aggiuntive che possano coprire gli orari, diciamo, quelli non coperti attualmente. Quindi... Ricordiamo, sindaco, che il PNRR era destinato soprattutto al terzo settore, solo che il terzo
terzo settore è diventato un minestrone che non si riesce più a capire cos'è il terzo settore. Prego, Sindaco. E quindi questo sarà un passo decisivo verso questo tipo di assistenza. La popolazione sta sicuramente invecchiando, abbiamo una fascia di età molto ampia di persone autosufficienti ma sole, che quindi non vanno nelle case di riposo o comunque non hanno l'accompagnamento a casa, la badante piuttosto che la signora di compagnia, perché appunto sono autosufficienti. Però di fatto se capita un malore o comunque una situazione di questo genere è necessario intervenire, quindi si parla di teleassistenza, quindi di questi strumenti che possono rilevare i parametri vitali, diciamo abitualmente, e trasmetterli ad un centro operativo H24 e anche all'ampliamento dell'orario dei servizi sociali. È una strada necessaria da percorrere proprio per noi, ad esempio a Musile con il PNRR stiamo progettando un edificio che avrà 14 alloggi per ospitare persone autosufficienti con dei servizi comuni che possono essere definiamo la badante, ma stiamo parlando di persone autosufficienti, comunque una persona di assistenza, e anche dei servizi che possono essere quei luoghi di convivialità che sono necessari proprio anche perché una persona si mantenga attiva, perché una persona sola a casa inevitabilmente tende a non interagire e quindi a peggiorare, diciamo, la sua condizione di anzianità. Allora, io avevo un'associazione molto importante di Padova, non faccio il nome perché sennò devo nominarle tutte, non è giusto, però una delle più importanti, al che chiamo una signora da Padova completamente sola, con problemi anche di salute, e dice: non vedo mai nessuno, non sento mai nessuno, ho grandi problemi, tanto è vero che era il freddo e noi abbiamo acquistato, grazie a questa meraviglia di famiglia che ho creato con il Sveglia Veneti, abbiamo messo la caldaia lunedì perché non era possibile che questa anziana fosse completamente abbandonata, al che il presidente di questa associazione notissima ha fatto un salto dalla sedia e dice: ma com'è possibile? Ma noi ci siamo a Padova? Sì, ho capito che ci siete, ma se la signora non vi conosce, non ha il vostro numero di telefono, non potrà mai essere aiutata. Allora io ho chiesto a tutti i sindaci, ne ho veramente tanti perché sono quelli in prima linea, forse quelli che mi interessano di più, a parte i politicanti, che ce ne ho pochi in trasmissione, ma ho più sindaci, ho detto: ma perché non mettete nelle farmacie, nei supermercati, l'elenco di tutte le associazioni, in maniera che questa persona va a casa e se ha un bisogno sa quale associazione chiamare? Non è che ci voglia la luna, sindaco, per fare questo, perché i punti di riferimento, specialmente le persone anziane, sono il farmacista, perché preti non ne sa più, Ivanka poco incesa, sono i supermercati, sono questi posti frequentati. Perché non mettiamo questo elenco? Perché sentire quasi tutte le mattine questi anziani che non sanno a chi rivolgersi diventa un punto di domanda importante. Dottor Iori, cosa ne pensa lei che parla di tradizione? Il volontariato è una tradizione, è una solidarietà, ma se non ci danno la possibilità di operare, cosa facciamo? Beh, purtroppo sono tempi difficili. Diciamo che le tradizioni del passato si appoggiavano a una struttura familiare, c'erano famiglie di 10, 15, anche 20 persone. I bisogni dei comuni erano certamente molto inferiori ad oggi, e quindi dobbiamo dare atto anche che oggi è una vita molto più complicata, che costa molto di più. Io credo che c'è una struttura di fondo nella struttura pubblica che il Covid ha messo in risalto, ma esisteva già prima del Covid, cioè una crisi di scarsissimi investimenti, tagli micidiali che da più di 10 anni con qualsiasi governo sono stati inflitti alla sanità. Per cui la sanità oggi è tanta burocrazia, poco servizi, poco personale. Le strutture come questo che ha molto bella, di cui ha parlato il sindaco prima, sono fondamentali, ma se non c'è il personale, medici, infermieri, diciamo, assistenti sociali, per farle funzionare, restano delle cattedrali nel deserto. E noi sappiamo per i numeri che il personale non c'è, che sta andando in pensione, che non sarà sostituito. E quindi questo è un grande problema, perché la richiesta è sempre più alta. Giustamente avete accennato prima all'invecchiamento della popolazione. Ormai in Veneto anche gli ultracentenari stanno crescendo a dismisura, e però la risposta non solo è debole, ma lo sarà sempre di più fino a che non si cambia l'impostazione di questo sistema.
Allora parliamo, dottor Iori, di giovani, volontariato e tradizioni. Anche qua siamo molto carenti, i giovani fanno fatica ad avvicinarsi al mondo del volontariato, abbiamo quasi sempre diversamente giovani e soprattutto nelle tradizioni. Perché questo, secondo lei, dottor Iori? Beh, oddio, il mondo, diciamo che il mondo non solo sta cambiando, ma negli ultimi 20-30 anni è cambiato più in fretta degli ultimi 2-3 secoli. Quindi i giovani di oggi non sono i giovani di ieri. Non è esattissimo che ci siano pochi giovani, in certi ambiti del volontariato ce ne sono parecchi, però è vero che tendenzialmente il volontariato è un'area di riserva di persone adulte e anziane. Il problema è di fare propaganda in maniera intelligente, cioè bisognerebbe non solo dire iscrivetevi all'associazione di volontariato, ma soprattutto perché. Ecco, questo è il problema. Questa è una società sempre più individualista, sempre più egoista, ma non è colpa dei giovani, ma è colpa di chi gli sta consegnando una società di questo tipo, è colpa nostra. Allora noi dobbiamo tornare a parlare ai giovani non soltanto di PIL, di ricchezza, di investimenti, di SKEI, ma anche e soprattutto di valori e del valore dello stare insieme, del valore di essere cittadini e non solo persone. Perfettamente d'accordo, ma dopo aggiungerò qualcos'altro, però spero che sia lei. Abbiamo la nostra Giulia finalmente al telefono, se non so se è lei. Sei tu, Giulia? Sì, Mirella, sono Cara, io. che piacere sentirti, Giulia, dopo tanto tempo. Come stai? Anche per me, Mirella. Insomma, abbastanza bene, Mirella. Volevo scusarmi pubblicamente, Mirella, perché non ti ho più chiamata, però guarda che ti ascolto tutte le mattine. Cara. Sì, ti ho dato anche il 5 per 1000, Mirella, guarda, Cara. sempre per te, Mirella, per tutto quello che fai. E poi volevo anche ringraziare tutti quelli della famiglia veneta che mi hanno detto di tener duro, sì, ecco, che mi hai tanto sollecitato. Ti abbiamo Mirella. supportato, ecco, le telefonate arrivavano e dicevano dai Giulia, forza Sì, che ce la farai. sì. È un momento Sì, un po' volevo particolare, ma lo ringraziare saprai superare. Mi sembra che l'hai superato un po' alla volta, vero Sì, Giulia? Mirella, guarda che ho avuto i miei figli, Mirella, le mie figlie che mi venivano a prendere e non è neanche buona a farmi da mangiare, me la portano loro. Insomma, adesso un po' di ripresa, però speriamo. Sì, dai Giulia, dai, un po' alla volta Giulia. Sai, sono Mirella, proprio felice di volevo averti dirti, sentito, Mirella, che adesso perché guarda, io devo veramente fare sei una persona deliziosa. Ciao Giulia, un grande abbraccio. Questa è la realtà che io vivo tutti i giorni con queste persone. Non è che questa trasmissione abbia creato chissà cosa, però ha creato l'ascolto alle persone che finalmente possono esprimersi, possono dire quello che pensano, indipendente dall'ospite, fare le riflessioni. Forse è questo che manca, l'ascolto. Cosa dice il sindaco? Sì, effettivamente c'è questo bisogno delle persone di essere ascoltate. Io ho delle persone che vengono abitualmente a ricevimento, non hanno in realtà un problema, hanno bisogno di interfacciarsi con qualcuno. Condivido perfettamente quello che ha detto prima il dottor Iori rispetto al fatto che una volta era più facile per le persone per assurdo vivere, perché queste famiglie numerose compensavano determinati servizi, cioè la nonna poretta un po' anche diciamo con un po' di demenza, c'era il nipote, c'era la zia, c'era la nuora, c'era tutta una rete di persone per cui quella demenza, che oggi è un problema, quando si parla di demenza tutti quanti insomma, sono preoccupati, è un problema grande avere un anziano in casa con la demenza. Una volta non era così, perché c'era una rete assistenziale familiare che poteva far fronte anche a queste situazioni. Quindi, e lo stesso vale per i bambini. Una volta si facevano più bambini perché c'erano talmente tante persone che potevano occuparsi di questi bambini mentre magari le mamme preparavano da mangiare o facevano altre cose o lavoravano, e quindi diventava più semplice la gestione della famiglia. Insomma, in una casa abitavano almeno in 20-30, in quelle case coloniche che sappiamo. Io ho un'immagine a Millepertiche di una casa con tante finestre dove lì abitavano almeno
almeno 100 persone, quindi si può immaginare, era una piccola comunità. Oggi la comunità familiare, dico, non esiste più, anzi i nuclei sono di una persona sola che deve far fronte a tutto. E magari a 30 anni ancora in casa perché non riesce ancora a capire quale sarà la direzione giusta da prendere. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo, hai sentito che è arrivata la nostra Giulia? Sì. E innanzitutto vorrei salutare la Giulia. Giulia, mettiti in piedi, perché il cammino vuole tanto male. Ma la speranza è anche se, e ha voglia di vivere ancora ti avrà. Va avanti, non stai a guardare nessuno, ti da per la strada, ti dà da pensare, quando che ti pensi una roba brutta, pensa a cosa che ti facevi da giovane e ti torni indietro, perché te basta serrare gli occhi e ti torni indietro come che ti vuoi. Ti auguro tanta salute e speriamo di sentirti ancora qua Mirella. Ciao Giulia. E adesso Mirella, volevo dirti a te, adesso devi cambiare il modo di vivere, ma una volta tanti avevamo fame, quello che dico, ma avevamo un'educazione e il senso civico e anche dei nostri nonni, i nostri zii. Mica avevo gente che veniva a mangiare a casa mia perché non valeva niente. I chiamavamo zii, c'era gente che conoscevamo, per dirti. Adesso non cos'è più. Ma ti vedi che una persona io la trovo dopo 3-4 mesi. Noi altri, quando che vedevamo che non vedeva in giro una persona, come mai? Noi vedevamo qua, che capito? L'educazione che manca sulle famiglie, i fiori, i fiori. Innanzitutto ancora mi fa fiori, va bene, perché? Non gli va casa, non gli va skate, non gli va niente. Come poi gli fa fiori? Non che sei case, che fa lo Stato. Non gli sei assegni, non che sei niente, non lo so perché so vecchio, a capire assegni non mai avuto. Ma faccio per dirti, bisogna aiutare queste persone, perché i fiori, ma come fai a mantenerli? Non ti vedi che è impossibile uno con 1.300.000-400.000 di stipendio, perché ne paga 700-800 di affitto, e tutte quante le spese, i fiori bisogna che li venda per vivere, come fai? E il governo da mettersi in testa, non deve aiutare Genischi, il Ponte di Messina, aiuta la povera gente prima e dopo si avanza anche queste robe qua che sono giuste. Ma quanta gente alla stamattina sono al supermercato e la gente va dal prezzo della roba. Cosa vuol dire? La povera gente va dal prezzo, compra scoasse, merda, scusa la frase, perché compra scatole di roba che gli hanno stato a 20 anni fa. E se mangiare, va a mandare i pomodori a 100 euro, un coso di datterini, da 2,5 €, 3 euro. Cosa vuol dire? Vuol dire che costa 14 euro al chilo. È di un'esagerazione, perché adesso è frutto e verdura, e adesso come strasse da terra, viene quanta che ti vuoi, e se in 3 giorni non ti vendi, ti butti via. Che i prezzi che mangia la povera gente, e se tutti, è una roba che il governo non gli interessa. Io dico il culo sul tiro, gli sei a posto, non che manca niente, a 6-7 euro di stipendio, non sente la mancanza di niente. Bisogna aiutare chi che ha bisogno. Ne avremo così Mirella, guarda, anche adesso Genia e Puarini, che ho visto questa mattina, guarda, che ti ho nominato nel tuo, io ho messo a posto. Bisogna informare la gente, informarla giusta e dire guarda che è possibile la storia, ma cresce le pensioni. Lì se fosse un pensionato che avesse chi sei là, neanche dovevamo tirarli, ma tutti insieme, 60 euro al mese a uno che ha 560 euro. Cosa dire da? È vergognoso, i politici da vergognarsi, solo perché il loro calore mi dura come i pappagalli, tutti quanti andiamo a San Michele, chiaro?
Grazie al nostro Rinaldo. Abbiamo sentito le riflessioni di Rinaldo. Dottor Iori, come commenta questa telefonata, queste telefonate, ma soprattutto aiutare quelli che stanno peggio, essere veramente supportare, perché la povertà, guardate che ha dei numeri pazzeschi, è un banco solidale, so quello che dico, oggi è aperto e quando arriverò troverò dei numeri incredibili. Sono famiglie per bene, veramente famiglie sfortunatamente che hanno perso il lavoro, non riescono più a pagare il mutuo, un disastro. Prego, dottor Iori. Sì, è una realtà che ormai anche nell'ex ricco e felice Veneto è presentissima, perché il sindaco lo sa meglio di me, e sia il comune sia le associazioni tipo Caritas e non solo che assistono, che ricevono queste domande, sanno benissimo che la povertà è in aumento. Ora, se uno nasce povero, in qualche modo c'è abituato a una sua rete di sopravvivenza, ma chi stava discretamente e diventa povero di colpo, e questi sono tanti, è un trauma grandissimo, non solo economico ma anche umano, familiare, sociale. Quindi il problema è come tradurre questo sfogo, come quello della signora che io e che sicuramente anche il sindaco sentiamo tutti i giorni, come tradurlo in un cambiamento vero, perché purtroppo, ripeto, cambiano i governi e non da anni ma da decenni, e non solo la situazione non migliora ma peggiora. E quindi è un grosso problema che deriva da una cultura fondamentalmente sbagliata, un modo di essere fondamentalmente sbagliato. Io ho fatto questo libro sulle tradizioni venete nei secoli, constatando che da sempre, per sempre, il Veneto ha avuto un grande senso di solidarietà, determinato sia dalle istituzioni pubbliche che dai privati. Tantissimi imprenditori, ricordo, non so, i Marzotto, i Rossi, che per gli operai loro facevano le case, facevano le scuole, facevano le mense. Questi valori che dobbiamo recuperare, perché da un certo punto in avanti abbiamo buttato via tutto per il profitto. Conta guadagnare sempre di più, però oggi abbiamo sempre meno persone che guadagnano sempre di più e sempre di più che guadagnano sempre di meno. E è una cosa non solo ingiusta ma anche immorale, che non si può accettare passivamente. Però purtroppo i discorsi sono tanti e i gesti sono pochi. Sentiamo anche cosa ne pensa il sindaco Silvia Susanna su quello che ha detto il dottor Iori. Ecco, bisogna ritornare a dare valore all'operaio, a dare valore all'anziano, il rispetto, i valori, le tradizioni che avevamo. Non può essere che le associazioni di volontariato sono sommerse dalla burocrazia, dobbiamo prenderci il commercialista, dobbiamo prenderci di tutto e di più per rimanere a galla, e questo è scandaloso. Ma come si fa? Io ho detto, da 7 empori solidali qui nel Veneto che eravamo, siamo andati a Venezia, eravamo in 28, vuol dire che è aumentata in maniera incredibile la richiesta di aiuto. Prego, sindaco. La richiesta di aiuto è aumentata anche perché abbiamo visto un incremento dei tassi di interesse con la guerra tra la Russia e l'Ucraina, che ha generato un problema nel pagamento dei mutui. Quindi effettivamente abbiamo avuto un incremento degli sfratti considerevole al quale abbiamo dovuto far fronte, ma le abitazioni a disposizione non sono molte, quelle a disposizione del comune, soprattutto per le emergenze abitative, e oltretutto abbiamo edifici che non riusciamo a sistemare perché tra il rincaro del costo dei materiali e l'indisponibilità di risorse per i comuni è difficile far fronte a queste necessità. Quindi questo sicuramente è una strada sulla quale lavorare, cioè se noi riusciamo ad avere degli alloggi a prezzi calmierati riusciamo anche a rispondere ad un'esigenza che è sempre più frequente. Cioè io ogni settimana quando ricevo ho almeno una persona, anche 2, che mi viene a chiedere un alloggio, o perché ci sono gli sfaldamenti dei nuclei, 2 persone che si separano e non riescono a sostenere i costi degli alloggi, succede anche questo, oppure persone che rimangono senza lavoro, altri che rimangono senza abitazione perché non riescono più a pagare il mutuo e quindi sono stati sfrattati, e questo è un tema.
E poi è vero anche quello che diceva lei delle associazioni, di questa difficoltà emergente da questo decreto che impone il fatto di rispettare, che se da un lato vorrebbe essere una garanzia affinché questi enti operino nella maniera corretta, perché questa legge è nata? È nata perché qualcuno, come sempre, si è approfittato del regime di favore di cui godono, diciamo, le associazioni. Quindi si è trattato di mettere ordine. Purtroppo ci va di mezzo chi si è sempre comportato bene, che non aveva di sicuro bisogno di questi ulteriori adempimenti e di queste cose che necessitano dell'intervento di un commercialista o comunque di un professionista abilitato. E non è giusto perché, come dicevamo in apertura, le associazioni svolgono un ruolo fondamentale. Anche noi abbiamo un Emporio Solidale che risponde molto alle nostre domande di aiuto e di assistenza alle persone in difficoltà. L'importante è questo, però è anche da capire che nonostante ci siano queste nuove norme, i furbetti ci sono sempre. Anche qua dovremmo intervenire, perché non è possibile che io non possa dare da mangiare o la borsa a un ISEE che superi 6.000 euro, se non mi arriva la dichiarazione dei servizi sociali di quel comune che nonostante questo ISEE la persona ha bisogno, capisce bene che si fa fatica, ma faccio fatica anche a capire come mai molti servizi sociali e molti assessorati non sono a conoscenza di questo, o addirittura che molti empori o banchi solidali o chi per esso distribuisca questa merce non si sa né da dove viene né da dove arriva. Anche qua bisognerà fare chiarezza, perché sennò che senso ha tutto questo ambaradan? Da dove proviene questa roba? Io so che ci sono garage pieni di derrate alimentari, non si sa neanche da dove vengono e come vengono distribuite. Ecco, anche qua, sindaco, secondo me la politica dovrebbe intervenire e fare più chiarezza e non abbinare sempre chiarezza a burocrazia, che non ne veniamo fuori. Ma soprattutto, che non mi dimentico, ci spiega da quale parte lei sta, dalla parte di Stefani, perché dobbiamo anche capire, ormai i voti sono stati fatti, l'elezione è stata fatta. Ecco, lei cosa ne pensa di questa Lega frantumata? Una volta era impossibile pensare una cosa del genere, invece questo è successo. Prego. Ma è sicuramente una situazione svilente, nel senso che quando un partito ha delle, come posso dire, delle faide interne, non è mai una cosa piacevole. È anche vero che è fisiologico. Quando un partito magari perde qualche colpo, che ovviamente si creano delle forme di dissenso, e nella Lega prevale una parte più tradizionalista, c'è una parte quindi che si rifà ai vecchi valori fondanti del partito, e una parte un po' più innovativa che è quella di Stefani, che guarda invece verso a un orizzonte un po' più ampio. Quindi secondo me da un lato è fisiologico che ci siano questo, ma non va visto assolutamente in maniera negativa, anzi può essere una spinta al cambiamento. È giusto che ci parliamo, è giusto che si trovino anche le soluzioni, quindi insomma direi che ci sta. Più Stefani allora. Abbiamo capito, è stata molto chiara. Cosa dice il dottor Iori? Ecco, lei che appunto... Intanto vediamo anche il libro. Ce l'ha il libro, dottor Iori, vicino, che ha scritto? Sì. Ce lo fa vedere, così vediamo anche questo libro delle tradizioni dei Veneti. Ecco, lo alzi un pochino, dottor Iori, dalla parte più centrale, se no... no, vediamo, più il centro proprio, dottor Iori. Perché è importante, anche perché c'è un grappolo di uva che non manca di sicuro nel nostro territorio, è diventata una tradizione, ecco, questa coltivazione. Ma soprattutto, dottor Iori, quello che volevo chiederle è questa perplessità nel mondo giovane. Lei ha detto ci sono tanti giovani, è vero, dottor Iori, ci sono, ma ne abbiamo bisogno di altri, forse dobbiamo intrigarli di più. Loro sono stanchi di questa lezioncina che qualche associazione di volontariato, non tutte, fanno durante l'anno, vogliono toccare con mano, essere intrigati, collaborare di più. Cosa dice, dottor Iori? Ma io prima volevo rispondere alla domanda sulla Lega, perché io, per l'età veneranda che ho, io seguo la Lega dal 1979, dicembre, primi passi. Ecco. E quello che a me colpisce, senza entrare, a parte il fatto che trovo che è stato un congresso di cui si è discusso per anni e poi è stato preparato in maniera pessima in pochi giorni.
con un copione c'è scritto, ma non voglio entrare nel merito. Quello che a me colpisce, e dispiace, devo dirlo perché ne ho conosciuti tanti, è la delusione di tanti militanti, tantissimi militanti della Lega, che dalla prima ora si sono sempre fatti il mazzo quando il partito gliel'ha chiesto, con i gazebo, con le presenze in giro nel territorio, gente che in un anno ha messo fuori combattimento una macchina da quanto andava in giro, che hanno sempre risposto con grande generosità e che sicuramente sono le prime vittime di questo atteggiamento di oggi. Per carità, ha ragione il sindaco, queste cose succedono in tutti i partiti. La Lega, devo dire, in qualche modo sembrava aver fatto eccezione. È diventato un partito come gli altri, però allora non deve pensare e sperare di fare adepti, soprattutto tra i giovani, e qui vengo alla seconda domanda. Per attirare i giovani in genere nella politica, nel sociale, nelle istituzioni civiche, eccetera, bisogna dare il buon esempio, bisogna fare, lavorare con impegno, con senso etico, con senso dei valori. Un giovane oggi, vedendo come è gestito un partito, come è gestito un'associazione, come sono gestiti i centri di aggregazione sociale, non ha sinceramente nessun motivo di andarci, perché è un mondo che dentro non risponde ai suoi valori. Il giovane ha bisogno di futuro e noi gli stiamo rapinando il futuro. Ci stiamo rapinando in senso economico, lo stiamo rapinando come ambiente perché stiamo rovinando l'ambiente, lo stiamo rovinando come relazioni, perché gli mostriamo una società egoista che risponde solo al fare profitto. Prego, allora, sindaco, finché sarà così non possiamo pensare di portare giovani. Hanno assolutamente ragione a starsene per conto loro. Sentiamo come commenta il sindaco Susanna. Ma allora, io credo che un grande problema rispetto ai giovani sia derivato anche dai social, dall'utilizzo di questi strumenti digitali, perché la realtà che viene proposta da questi strumenti non è una realtà vera. Cioè, molto spesso ci sono questi influencer, queste persone che rappresentano un se stesso che non corrisponde alla verità, un essere perfetto, un essere che ha tante possibilità economiche, ma sappiamo che non è così per tutti. Quindi i giovani si rivolgono, sono infatuati da questa realtà facile. Sui social è facile essere bravi, non serve avere una laurea, non serve studiare, basta avere la capacità di attirare le persone. Un giorno ho scritto un post perché ero rimasta un po' male per quell'incidente che è successo a Roma dove è morto quel bambino e ho detto c'è qualcosa che non funziona, perché se questa persona che poi ha creato l'incidente è una persona che ha così tanto seguito, c'è qualcosa che non torna. Ma cosa stanno guardando i nostri giovani? Quindi io credo che un problema sia anche lì, ma lì, ripeto, nei social è tutto facile e anche il famoso scemo del paese, quello che una volta non guardava nessuno, può diventare una stella. È un mondo facile, non è un mondo reale però. Perché non è così, oppure sappiamo bene. Può essere vittima di bullismo. Esatto. Ecco, perché ci sono queste due facce della medaglia che fanno veramente impressione. Io sono dell'idea che sono pochi, ma quei pochi stanno facendo molto male anche a quelli che si comportano bene, perché sta passando un messaggio che i giovani sono tutti così. Io lo devo chiarire tutte le mattine che non è così. Cosa dice dottor Iori? Sì, in questo ha ragione il sindaco, anzi io rincaro la dose, faccio un'autoaccusa. Una grandissima responsabilità l'abbiamo noi, mondo dell'informazione, perché oggi facciamo un'informazione che è paragonabile alla birra appena spinata. Appena spinata è 3/4 schiuma e 1/4 birra. La nostra informazione è 3/4 schiuma, cioè noi descriviamo una realtà sempre negativa, sempre deteriore, agevoliamo questi atteggiamenti violenti. Quindi siamo corresponsabili di questo. Poi è verissimo che c'è un clima generale di aggressività. I social, ha ragionissimo il sindaco, sono una cosa deteriore perché incitano alla violenza, incitano a vedere l'altro come nemico. Ecco, su questo io però vorrei richiamare la responsabilità della politica nazionale, perché a livello territoriale abbiamo tantissimi esempi validi.
La politica nazionale, il linguaggio, le forme, le modalità che usa sono forme aggressive. Io ricordo, avendo seguito la politica per decenni, che una volta quello dell'altro partito era un avversario, non un nemico, c'era il rispetto sempre della persona. Oggi viceversa, anche all'interno dello stesso partito tante volte è solo un nemico da distruggere, e in questa maniera è la politica, che dovrebbe essere il punto più alto del vivere sociale, invece comincia a dare cattivo esempio. Come ci saluta, dottor Iori, perché ormai siamo proprio in conclusione? Allora, io vi saluto per non indurre istigazione al suicidio, con una nota positiva che ho imparato proprio facendo questo libro. Questo libro abbraccia 3.000 anni di Veneto. In 3.000 anni i veneti hanno saputo reagire ad ogni difficoltà, anche pesantissima, e a sempre ripartire. Pensiamo solo al 45, dopo 2 guerre mondiali in 30 anni, un Veneto in macerie ha saputo ripartire e diventare quello che è diventato. Quindi tanto di cappello, grazie a chi ci ha preceduto, però è un segno di speranza, perché questo Veneto non è morto e va riattivato. E tante persone brave, cominciando da tantissimi sindaci che conosco e di cui ho la massima ammirazione, lo stanno facendo in silenzio. Grazie al dottor Francesco Iori, giornalista e autore di libri sulla storia e le tradizioni del Veneto, ne ha appena fatto vedere uno. Sindaco, a lei la responsabilità di ritornare a casa magari con un bagaglio ancora più completo su quello che ha sentito, sui bisogni, sulle veramente necessità che ha queste persone, la necessità di ascolto. I giovani devono crescere in maniera equilibrata, dovete investire di più sui giovani ma anche sui diversamente giovani. Prego, lei lo sta facendo, l'ha appena detto, questa struttura, speriamo poi che trovi il personale, perché manca anche quello purtroppo, però qualcosa bisognerà pur fare, prego. Sì, va fatto un lavoro sicuramente di premiazione degli studenti meritevoli piuttosto che dei giovani meritevoli, di chi si distingue all'interno del paese, ciascuno nel suo ovviamente, per essere un esempio per gli altri, cioè bisogna cercare di diffondere esempi positivi dal mio punto di vista che possono essere emulati, quindi che qualche giovane magari dica, beh, piuttosto che indirizzarmi verso il leader del social che non lo conosco, non lo vedo, è solo virtuale, qui ne ho un altro che posso seguire, imitare ed essere come lui. Dall'altro lato sicuramente l'investimento va fatto anche sugli anziani, perché la popolazione sta invecchiando, quindi anche lo spunto di prima, quello semplice di mettere una lista di associazioni con dei riferimenti, lo ritengo un suggerimento molto utile e valido, perché a volte si dà per scontato che magari qualcuno riesca ad informarsi, ma non è così. Poi anche investire sulla digitalizzazione dell'anziano. È chiaro che l'anziano più anziano non può farlo, però anche a Musile abbiamo fatto uno sportello dove l'anziano può imparare a fare determinate cose con il telefono e anche può essere aiutato, ad esempio, per mandare una mail al proprio medico curante, perché sappiamo che i medici adesso lavorano anche in questo sistema qui. Quindi si tratta di fare tutta una serie di investimenti per rendere la città più facile, più fruibile agli anziani e soprattutto creare anche un rapporto sinergico tra anziani e giovani, proprio per collegarmi anche a quello che diceva il dottor Iori prima, perché insomma i veneti sono sempre stati delle persone che hanno saputo reagire di esempio per tutti, quindi direi che mettere questi riferimenti per i giovani è fondamentale. E forse, sindaco, coinvolgerli ancora di più. Io sto pensando ai centri estivi, ecco, perché devono essere per forza a pagamento? Perché non coinvolgere proprio quei ragazzi, specialmente anche quelli più vivaci, chiamiamoli così, perché poi se li gratti un pochino c'è sempre qualcosa di buono. Il problema è che forse li abbiamo lasciati troppo soli, non li abbiamo ascoltati, non li abbiamo impegnati, loro vogliono essere responsabilizzati, perché loro si sentono grandi. Allora possiamo iniziare a fare anche un percorso con loro. Cosa ne pensa, sindaco? Sì, va fatto un percorso con loro. I GREST che vengono organizzati normalmente accolgono i giovani volontari proprio per aiutare i ragazzi più giovani. È chiaro che però il servizio deve essere sempre svolto in maniera professionale, perché quando si ha a che fare con bambini è opportuno che ci siano delle sicurezze, dei controlli, che magari che non sfuga qualcosa, insomma, quindi bene coinvolgere i giovani, però farlo in maniera protetta, in maniera vigilata, in modo tale che stiamo tutti tranquilli. Abbiamo i piccoli da tirar su e i grandi ci possono essere utili, chiaramente, però vanno coinvolti. Però una volta, il dottor Iori si ricorderà,
la nonna o la mamma diceva il fratello grande deve guardare il piccolo, e lo guardava anche bene, perché sennò sapeva che poi i genitori gliel'avrebbero fatta pagare, diciamo così, se non si comportava bene, e il fratellino era cresciuto bene senza tanti educatori, tanti psicologi e tanti di tutto e di più. Forse dobbiamo fare un passo indietro, responsabilizzare di più questi ragazzi, e vedrete che forse cresceranno tutti e due, sia il grande che il piccolo, con la schiena dritta. Come ci saluta dottor Iori? Grazie, grazie. C'è sempre un domani, ne abbiamo visti dei giorni perfidi, però ogni volta è arrivato un altro giorno, e arriverà anche un altro giorno anche stavolta. Grazie, grazie al dottor Francesco Iori, grazie alla nostra Silvia Susanna, sindaco di Musile e di Piave. Avete visto, sindaca determinata, con le idee chiare, e soprattutto per aiutare queste famiglie. Sono veramente tante, ve lo posso assicurare. Io andare al Banco Solidale adesso mi viene da rabbrividire, sentire cosa mi dicono e cosa chiedono, perché veramente sono in stati pietosi, non ce la fanno più nel vero senso della parola. Adesso manca solo che manchino anche le case e siamo a posto. Grazie, grazie ai miei ospiti. Facciamo la posta di Mirella.